Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata di Sicilia Restart organizzata da Io Compro Siciliano. Siamo al Museo Riso a Palermo, nella sala con gli armadi di Cunellis, sperando che non ci cadano in testa, ma non lo hanno fatto fino ad ora perché dovrebbero farlo ora. Oggi parliamo di imprese, parleremo di strategie di marketing e di comunicazione, perché l'obiettivo nostro, insomma, di questi 2 giorni è comprendere come ripartire dopo la pandemia, come ripartire sulla base di regole nuove, sulla base di opportunità nuove che vengono offerte dalla digitalizzazione, sfruttando il potenziale enorme delle imprese siciliane, messo insieme dagli amici di Io Compro Siciliano, che hanno fatto uno dei lavori più semplici della terra, cioè unire i puntini tra diverse aziende, operatori professionisti che operano nel settore dell'agroalimentare. Li hanno messi insieme. È un lavoro che può sembrare semplice. In Sicilia quello che è semplice spesso non è semplicissimo, o comunque non è così immediato. Sono tanti gli ospiti che oggi interverranno, è un panel abbastanza nutrito, invito tutti a contenere il loro intervento attorno alla decina di minuti, così riusciamo a fare un giro e magari anche un altro per approfondire alcuni argomenti. Darei subito la parola intanto all'assessore Roberto Lagalla, che è assessore alla formazione della Regione Siciliana, perché anche la formazione, diciamo, è fondamentale per riuscire a indirizzare gli studenti verso un percorso imprenditoriale, formativo e di impresa e lavorativo, e vorrei appunto chiedere a lui che cosa la Regione sta facendo in questo momento, in quest'ottica, e qual è la sfida anche che ci chiede l'Europa, diciamo, nel formare i nostri ragazzi. Intanto grazie per l'invito, per l'attenzione posta al tema della formazione, che io riterrei addirittura previo e preliminare rispetto a quello proprio della sostanza del tema che voi oggi affrontate e che Io Compro Siciliano diciamo, si è posta come obiettivo e come target della propria azione già da qualche tempo, operando e lavorando in stretta ed apprezzata collaborazione anche con la Regione Siciliana e in particolare con l'assessorato che in questo momento ho l'onore di dirigere. Ringrazio anche il moderatore per avermi dato la parola per primo, perché come sapete sono ore e giorni dedicati alla riapertura delle istituzioni scolastiche e siamo continuamente tra videoconferenze con il Ministero e diciamo aspetti regionali, siamo costantemente in questo momento sotto pressione, quindi vi chiedo scusa se dovrò da qui a poco allontanarmi. Però non vorrei diciamo, perdere questa occasione né consumare il mio tempo senza avere letto diciamo, una citazione, un aforisma a pagina 34 del libro che mi ha omaggiato appena pochi minuti fa il dottore Viganò, e che dice: non smettere mai di cercare qualcosa o qualcuno che possa ispirarti. Noi siamo partiti da un dato, e il dato è che quello che la formazione professionale in Sicilia non produceva output utili ad elevare i livelli né di occupazione né di emancipazione ed evoluzione della distribuzione della ricchezza. E quando una formazione, un percorso di istruzione non ha un output che guardi almeno tendenzialmente e con risultati da verificare al miglioramento del processo e dell'assorbimento occupazionale e alla elevazione della qualità, diciamo, del prodotto, qualunque esso sia,
evidentemente è una formazione che è già di per sé vocata all'insuccesso. Abbiamo cercato pertanto di ridare un diverso orientamento alla formazione professionale tradizionale, che si muove fondamentalmente su due assi: la formazione professionale per l'adulto e i disoccupati e la formazione professionale in obbligo scolastico, cercando di introdurre non solo la regolarità cronologica delle opportunità di accesso anno per anno, soprattutto per l'obbligo scolastico, ma introducendo e favorendo la selezione di figure professionali e quindi di corsi che potessero avere ad oggetto qualcosa che fosse diverso dalle solite abitudinarie e consuete scelte legate ai servizi alla persona o ai servizi di ristorazione, che pur importanti non costituiscono e non esauriscono evidentemente il panel delle attività produttive nel loro processo. Ma questo non bastava. E allora l'ispirazione, ecco il riferimento alla citazione, che si può anche tradurre col fatto basta copiar bene, e quindi avere la curiosità intellettuale di guardare altrove con la modestia anche e la consapevolezza di fare quello che altri stanno facendo meglio di te. Abbiamo introdotto almeno due nuove modalità, direi due nuove opportunità per i giovani o per gli inoccupati siciliani. Una è quella di portare la formazione anche per gli occupandi all'interno delle imprese, cioè l'impresa che ben conosce e meglio conosce rispetto a tutti gli altri le proprie esigenze di sviluppo aziendale deve contestualmente conoscere quali sono i target professionali che sono adeguati a questo stesso fabbisogno imprenditoriale. Abbiamo quindi creato e favorito le ATS tra enti di formazione e le imprese hanno assunto, nel promuovere questi progetti adatti al loro sviluppo, hanno preso l'impegno evidentemente di assorbire a fine corso almeno il 25% del personale formato attraverso questi corsi di formazione. L'avviso 33 ha già avuto una prima edizione, ne avrà da qui a qualche settimana una seconda, e noi speriamo che le aziende dell'agroalimentare possano ancora ed ulteriormente aderire a questa proposta. La seconda proposta è quella invece che si rivolge direttamente ai giovani e lo fa favorendone, in funzione del titolo di studio, o la formazione di terzo livello finanziata dalla Regione, quindi la partecipazione a master, corsi di formazione, corsi di alta qualificazione, ovvero possono scegliere una seconda linea che è quella della certificazione linguistica. Siamo convinti che il vettore linguistico in un mondo globalizzato sia assolutamente essenziale ed è quindi necessario fornire gli strumenti per questo tipo di relazione internazionale. La terza poi, che è rivolta prevalentemente ai qualificati professionali o ai diplomati, è quella che consente loro di poter accedere a licenze, patenti, libretti, brevetti ed altre competenze professionali certificate e certificabili con oneri a carico della Regione Siciliana. Un esempio per tutti, per esempio, l'attuale carenza di autisti che viene lamentata, tanto per fare un esempio, non pertinente all'agroalimentare, ma evidentemente possono esserci certificazioni o brevetti o titoli normati che si riferiscono all'ambito agroalimentare. Per gli autisti, dicevo, c'è la possibilità di onerare la Regione del costo delle procedure e dell'iter per l'acquisizione di queste patenti. In buona sostanza stiamo cercando di fare, e concludo, una formazione professionale, come dire, di prossimità, che tenga conto degli asset di fondamentale sviluppo della Regione e per la Regione,
e naturalmente ritenendo di dover incrementare attraverso queste azioni non solo un network di collaborazioni virtuose, ma anche di dover incrementare, diciamo, i numeri della produzione e il miglioramento complessivo degli standard produttivi e di innovazione dell'impresa siciliana. Grazie Assessore, anche e soprattutto per essere rimasto nei tempi che avevamo concordato. Adesso poi è libero, diciamo, per i suoi impegni e vado a controllare che le scuole controllino, diano tutti il Green Pass, perché Controllarle tutte sarà complicato. faccia il possibile. Sono 4.000 plessi in Sicilia. Faccia il possibile. Faccia il possibile. Io adesso darei la parola a Davide Morice, che è uno dei fondatori di Io Compro Siciliano, per spiegarci appunto qual è stata la scintilla che vi ha fatto partire con questa avventura. Introduciamo così l'argomento e il quadro in cui sosterremo la discussione, e poi diamo la parola ad Andrea Peria Giaconia, che è il vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, per sentire anche il suo punto di vista delle imprese. Io molto spesso, quando si parla di agroalimentare siciliano, dico che cito sempre una battuta di Pino Caruso: in Sicilia abbiamo tutto, ci manca il resto. Abbiamo dei prodotti fantastici, ci manca il resto, ovvero cioè come riuscire a promuoverli all'esterno, riuscirli a vendere. Voi forse siete intervenuti su questo punto, o volete intervenire su questo punto? Assolutamente sì, il progetto Io Compro Siciliano nasce per rivalutare e dare valore a quello che è il prodotto made in Sicily. Ci teniamo a dire sempre che il prodotto non è solo quello agroalimentare, è il prodotto artistico, è l'arte, la nostra identità, il nostro essere siciliani, e quindi racchiude tutto. Tutto questo lo si fa attraverso la comunità, che è una parola che in queste 2 giornate sta venendo sempre più fuori, sia per la connessione di figure professionali, di competenze, di relatori che abbiamo avuto e che abbiamo anche oggi, ma sicuramente anche perché la connessione che c'è tra comunità e identità è la vera innovazione. Ieri si parlava di giovani, ne abbiamo parlato ieri mattina, e di tante esperienze dove vediamo coinvolti i giovani. Purtroppo ci sono sempre questi fenomeni di andare fuori. Ieri sono venuto a sapere che in Sicilia c'è una comunità, un comune, che è Aragona, che ha il tasso più alto di giovani che vanno via diciamo, a livello nazionale. Sicuramente politiche che possano incentivare per restare qui, attraverso questa comunità, attraverso l'unione tra pubblico e privato, e noi siamo i primi che ci mettiamo con Io Compro Siciliano tutto l'impegno per far sì che questo avvenga. Queste sono iniziative che vogliamo portare avanti, perché ovviamente i giovani, per rimanere, hanno bisogno di tanta formazione e poi connessione con imprese affinché vengano inseriti e che scelgano semmai di andare fuori quando vogliono, ma non che siano costretti. Quindi sicuramente crediamo molto in questi valori, nei valori dell'identità. Ieri pomeriggio nel convegno del sociale abbiamo affrontato dei temi proprio partendo dal sociale si arriva all'impresa, crediamo che il sociale è impresa, quindi alla fine è tutto connesso. Io Compro Siciliano si pone questi obiettivi e sempre più sta diventando garanzia del Made in Sicily, quindi di quella qualità che dobbiamo mettere in ogni ambito, sia nell'ambito formazione, lavoro, impresa, e lo stiamo vedendo in queste 2 giornate. Do la parola ora a Peria, perché so che è arrivata la comunicazione che insomma deve collegarsi perché poi ha anche altri impegni, quindi buona continuazione. Esatto, dovrebbe essere collegato con noi Andrea Peria Giaconia, che è il vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Eccolo. Eccoci. Il punto di vista delle imprese. Intanto buongiorno, grazie, mi scuso anticipatamente per il fatto che vi ho chiesto di intervenire subito, perché mi trovo al centro della Sicilia, a Morgantina, in un parco archeologico splendido dove stiamo realizzando il Festival Barba Blu. Saluto gli ospiti, saluto e abbraccio l'assessore Roberto Lagalla. Porto i saluti appunto dalla Camera di Commercio di Palermo e di Enna, porto il saluto del mio presidente, di Alessandro Albanese. Beh, la situazione della ripartenza per le imprese, sono 120.000 imprese Palermo ed Enna, 100.000 su Palermo. È stata dura, c'è stato un moderato risveglio quest'estate per tutte le attività di ristorazione quanto dello spettacolo.
nello specifico io vi posso dare un quadro preciso per quanto riguarda il comparto dello spettacolo quanto delle sale cinematografiche, perché come qualcuno sa gestisco sale o cinema all'aperto e faccio concerti. Per noi è stata molto dura e non vi nascondo che non siamo preparati a un prossimo lockdown. Abbiamo resistito a questi due lockdown e con difficoltà siamo riusciti a mantenere le nostre attività e a ripartire. L'abbiamo fatto facendo tantissimi sacrifici, persino facendo gli spettacoli online, in streaming, tutto quello che abbiamo potuto fare grazie anche a un'attenzione particolare dell'assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana. Alberto Samonà ha dato una grande mano al nostro comparto e non vi nascondo che ci è mancato tutto, ci è mancata l'emozione di andare sul palco, l'empatia nei confronti degli spettatori, ci è stato tolto moltissimo. Quindi questa mia trasferta nell'ennese, dura ma bella, positiva, soddisfacente, perché abbiamo cercato in questi 20 giorni di portare cultura e spettacolo in una zona molto bella della Sicilia, però lontana ai tanti. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a portare pubblico nell'area archeologica con degli spettacoli teatrali e con degli spettacoli di musica. E questo è stato importante anche perché abbiamo sviluppato quell'indotto economico del territorio, facendo lavorare appunto tutte le attività della zona. E questo è stato il nostro obiettivo e credo che è stato pienamente riuscito. Per quanto riguarda il report della Camera di Commercio, dagli ultimi dati che mi vengono dati dalla segreteria generale, vi confermo che c'è questa moderata ripartenza estiva che fa ben sperare per il prossimo autunno. Tutto però deve essere ovviamente in relazione alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta sviluppando e che già vede anche nel mio comparto problematiche importanti. Per esempio la zona arancione del Ragusano ha fatto sì che già hanno chiuso sale cinematografiche di quella zona, con anche un minimo di, devo dire, disappunto da parte nostra, perché è stata concessa da pochi giorni la riapertura della ristorazione. Ora noi non vogliamo fare guerre tra imprese, ma riteniamo inaccettabile e quindi volevo dare questa testimonianza, perché in questi giorni, mentre sono impegnato qui, registro disappunto da parte del mio collega di Ragusa, cioè questo doppio binario sulle prescrizioni. Signori, al cinema e nelle aree di spettacolo noi facciamo rispettare tutte le prescrizioni e credetemi, non è facile. Il biglietto elettronico, il controllo del Green Pass, la mascherina, il distanziamento sociale, l'igienizzante, abbiamo fatto tutto perché era giusto che si facesse tutto rispettando i DPCM e le ordinanze del presidente Musumeci. Non chiedeteci altro, non speriamo di non richiudere a ottobre, perché a quel punto non troverete, credo, molte sale cinematografiche aperte. Per cui l'impegno delle istituzioni deve essere quello di normalizzare la situazione negli ospedali. So che non è facile invitare al vaccino, so che non è facile, c'è un grande clamore in questi giorni, siamo in un momento difficile, ci vuole però un'unione di tutti, delle imprese, dei cittadini, delle persone di buon senso per fare ripartire l'Italia. Non ci possiamo più permettere appunto questa prolungata chiusura. Faccio un plauso a voi per questa iniziativa, io vi seguo Io Compro Siciliano da tempo. Ho sentito la battuta su Pino Caruso. Ho iniziato a lavorare proprio 20 anni fa, quando Pino Caruso diceva queste cose per Palermo di Scena, e quindi mi ha fatto piacere sentire dall'amico le parole di Pino. Quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, ma vi devo perdonare perché devo scappare, che abbiamo le prove con Leo Gullotta che andrà in scena domani sera. Chiuderemo poi sabato con questo gran concerto di chiusura all'area di Morgantina. Per cui vi ringrazio per questa finestra, porto i saluti da parte della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, di Alessandro Albanese e dei miei colleghi di giunta. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio ancora per questo intervento.
Grazie Piria Giaconia, grazie anche delle tue parole. Lui, Piria Giaconia, con il suo festival Barba Blu porta turisti verso zone poco conosciute della Sicilia, come per esempio la zona archeologica di Morgantina, che secondo me è uno dei teatri all'aperto più belli che la Sicilia la Sicilia archeologica possa avere. Voi invece con Compro Siciliano fate scoprire o andate alla scoperta di prodotti artigiani, professionisti tipicamente siciliani, fortemente identitari siciliani, e li portate fuori o li volete trasportarli all'estero con strategie di marketing anche non convenzionali, o comunque con tutto quello che manca appunto per la promozione dei prodotti e dell'identità siciliana. Giuseppe Giorgiani appunto è il cofondatore di Io Compro Siciliano, e appunto vorrei chiedere a lui qual è lo sforzo che voi fate e che cos'è che voi avete inventato, anche se appunto non c'è più nulla da inventare, basta copiare bene gli altri, quando avete iniziato questa avventura. Sì, diciamo che noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo cercato di mettere insieme tutti i siciliani, abbiamo cercato di creare quella comunità che oggi ci dà ragione, perché la nostra community è arrivata a quasi 300.000 utenti, per dire ai siciliani, alla Sicilia, ma anche al mondo intero, che uniti si può arrivare in cose più grandi, in cose migliori. E quindi più riusciamo a portare la Sicilia e le eccellenze di questo luogo meraviglioso, che io continuo a dire non è una regione d'Italia, ma è un continente. Noi abbiamo tutto, abbiamo veramente la qualsiasi per essere considerati una nazione, un continente, e vogliamo portarlo nel mondo, ma nello stesso tempo vogliamo portare il mondo in Sicilia, proprio come persone che vengono a visitare questa magnifica terra. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto noi, non è altro che cercare appunto di far percepire la voglia di essere, di non partire, per esempio, i giovani, di non andare all'estero, perché anche dalla Sicilia si possono fare grandi cose. Io dico sempre a tutti, molto spesso mi capita anche di fare delle lezioni ai giovani, dico non partite, dalla Sicilia si può fare veramente tutto. È vero, qui ci sono difficoltà enormi dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista anche delle connessioni, perché ahimè la Sicilia molto spesso in passato, adesso un po' sta cambiando, è stata tagliata fuori un po' dalle principali attrattive internazionali. Non è come stare a Milano, è normale, ma nello stesso tempo la Sicilia offre quelle cose che, faccio un esempio di Milano o della Lombardia, che non offre, e quindi andiamola a sfruttare per bene, in modo tale che riusciamo ad emergere in un mondo globalizzato qual è oggi la nostra era. Adesso volevo se mi lanciano, ho preparato delle slide, sì, perché volevo parlare alle imprese soprattutto, perché le imprese devono, ahimè in Sicilia non c'è una grande cultura imprenditoriale, o perlomeno c'è stata, ma con una mentalità un po' ancora troppo indietro rispetto alla velocità con cui si muove il mondo, con cui si muove il mondo globalizzato, perché ahimè purtroppo stiamo andando velocissimi nel mondo, e questo ha un po' tarpato le ali alla nostra economia e alle nostre imprese. Io cercherò di dare un po' di informazioni di quello che sta facendo Io Compro Siciliano per andare avanti, ma nello stesso tempo quali sono i punti principali su cui noi stiamo puntando e stiamo cercando di far puntare alle aziende che si sono collegate al progetto Io Compro Siciliano. Volevo partire, vediamo se partono le slide, ma mi sa che non va avanti. Ecco, volevo partire da questo. Oggi è la giornata degli aforismi. Io parto sempre da questo perché realmente
questo identifica tutto per me nella vita. La vita è il 10% di cosa ti accade e il 90% di come reagisci. Questo lo viviamo tutti i giorni. Io ho preparato questa slide che è bellissima e a cui vorrei... vediamo, non va avanti, mi sa. Ecco, questa. Vorrei mettere, ecco, in risalto proprio questo. Quell'aforismo è perfetto perché il 10% è quello che ti accade, il 90% è quello con cui e come reagisci. Questo è un esempio vivente. I ragazzi delle Paralimpiadi, vorrei che magari facessimo un applauso a questi ragazzi perché veramente dalla diciamo, sfortuna di aver avuto un problema, sono stati capaci di andare avanti, di evolversi e di fare queste meravigliose conquiste. Lo stesso l'hanno fatto in passato tante aziende, ritornando alle aziende. Io ne cito due storie di successo. Quello di Kodak. Kodak, voi sapete, era un colosso. Addirittura è nata Kodak nel 1880, è diventato l'azienda che ci ha permesso di avere la fotografia a casa ed è stato un colosso che di colpo con la tecnologia ha perso tutto, perché nel 2012 con l'avvento, anzi un po' prima, con l'avvento delle cosiddette macchine digitali o adesso poi con gli smartphone, quasi nessuno stampa più le foto perché si vedono sul telefonino, si vedono sui PC, eccetera. Kodak nel 2012 era destinata al fallimento, stava fallendo, ma sono riusciti a cambiare mindset e soprattutto le strategie di business da portare avanti. Oggi Kodak si occupa di farmaceutica, cioè hanno cambiato completamente la propria fisionomia aziendale e sta ritornando ad essere un'azienda di successo. Un altro esempio molto bello è quello di Lego. Lego conoscono tutti i mattoncini, tutti i bimbi ormai giocano con i famosi mattoncini della Lego, ma nel corso degli anni non è stata facile, si è rinnovata sempre in modo innovativo. Ha cercato di introdurre la digitalizzazione, ha cercato di introdurre tutte le energie necessarie del cambiamento epocale che ha vissuto. Anche Lego è nata nel 1932. Nel 1942, per esempio, ha avuto un grande incendio e ha perso tutto l'imprenditore che l'ha ideata, ma è ripartito, ha ricostruito e l'ha ricostruito meglio di prima, andando a inserire la tecnologia, andando a inserire nuove idee e nuove opportunità di business dentro la propria azienda. L'ultima è stata nel 2014, se non ricordo male, era di nuovo in difficoltà, hanno introdotto, pensate, la Lego ha introdotto Lego Serious Play, che è un metodo di formazione per i business, che praticamente l'ha fatta nuovamente risollevare. Oggi è un colosso, ha dei parchi divertimento a marchio, insomma è veramente un'azienda di successo. Io penso che i punti chiave della ripartenza economica che devono attuare tutte le aziende siciliane e non, perché parlo in generale comunque delle imprese, sono 3 punti principali, che sono la digitalizzazione, e ormai tutti, è da almeno 10 anni che si parla di digital transformation, di digitalizzazione, ma realmente non era avvenuta. Con la pandemia è avvenuta questa trasformazione digitale finalmente, sia nel nostro paese, che eravamo, ahimè, in ritardo di almeno 10 anni, ma deve avvenire ora nelle imprese. Nelle imprese già le abbiamo viste, abbiamo con lo smart working, una rivoluzione, dico c'era anche prima, o con i meeting online. Sì, è vero che non hai il contatto fisico, ma è vero anche che se devi fare una riunione con New York la puoi fare facilmente cliccando e automaticamente collegandoti, ma anche lì, anche sulla formazione, la formazione delle persone che sono in azienda possono essere fatte grazie finalmente alla digital transformation. Io ho messo qui un paio di slide sulla digitalizzazione, ma volevo soffermarmi solamente e più esplicitamente su i 6
benefici, secondo me, importanti che porta la digitalizzazione, la digital transformation in un'azienda, che sono l'eliminazione naturalmente dei colli di bottiglia. Trasformando in digitale tutte le operazioni dell'azienda mi permette di avere intanto un controllo dell'azienda migliore, ma soprattutto evito i colli di bottiglia che potevano crearsi in precedenza. Il secondo è una migliore soddisfazione del cliente. Ormai oggi esistono i feedback, esistono il contatto, il CRM, cioè esiste il contatto, la relazione tra l'azienda e il cliente finale, anche di grosse aziende. Alle volte magari il contatto ce l'aveva il negoziante piccolo, oggi anche la grossa azienda riceve l'email o riceve un feedback sui social e quindi riesce a comunicare anche meglio con le imprese. Questo è anche, la digitalizzazione è anche un inizio virtuoso, come lo chiamo io, dell'innovazione, cioè in azienda si comincia a vedere anche la capacità dei dipendenti di cercare di innovare quello che c'è all'interno dell'azienda, e quindi questo è un circolo vizioso che porta sempre ad innovazione e miglioramento aziendale. Il quarto punto è la riduzione dei rischi. Non si hanno più i rischi che si avevano prima, o comunque con una buona digitalizzazione all'interno dell'impresa tu rischi molto meno di avere un blocco dell'impresa stessa. Una migliore comunicazione interna ed esterna. Ormai i social o comunque tutto quello che riguarda la digitalizzazione all'interno dell'azienda permette una comunicazione più veloce sia tra i dipendenti stesso, sia tra la proprietà e i dipendenti stessi, ma anche con i clienti. E poi praticamente come ultimo punto ho messo che uno dei benefici migliori è proprio la capacità di poter decidere in modo più veloce, perché hai tutti i dati. Una volta avevi tutti i quadernetti, tutto scritti a penna, eccetera, eccetera. Oggi clicchi e hai tutta la situazione della propria azienda, quindi realmente la digitalizzazione può portare enormi benefici all'interno dell'azienda. Le partnership che stiamo creando con Io Compro Siciliano proprio per andare avanti e cercare di aiutare tutte le aziende che si sono affidate a noi o comunque cercano di affiancarci e di andare avanti e progredire, soprattutto anche per aggredire mercati diversi da quello nazionale e quindi andare all'estero. Abbiamo fatto delle partnership, qui ce ne sono citate alcune. Innova è una società proprio di digital innovation. Abbiamo fatto un accordo commerciale attraverso il quale le aziende possono avere uno sconto proprio importante per trasformare all'interno proprio la propria, ecco, digitalizzarsi attraverso un ERP importante. Ormai tutto viaggia sul web. E abbiamo preso proprio abbiamo selezionato tra diverse, ci arrivano veramente tante email ogni settimana di aziende che magari cercano di entrare nel circuito Io Compro Siciliano. Naturalmente non le possiamo prendere tutte in riferimento, o cerchiamo di prendere solo quelle che possono dare anche soprattutto un beneficio alle aziende a noi collegate. Per esempio Wide Experience è una piattaforma gestionale evoluta. Perché? Perché ormai l'imprenditore può gestire tutto dal proprio cellulare, quindi io posso mettere addirittura ormai la fattura direttamente dal mio smartphone e stamparla magari su una stampante che trovo per caso da qualche parte in wifi. Questa piattaforma in questo momento è utilizzata da ben quasi 1 migliaio di aziende. Addirittura è stata creata e si è evoluta nel tempo dal 1988, quindi sono già 33 anni, quindi di cose all'interno ne ha abbastanza. Può essere utilizzata da qualsiasi azienda, dall'abbigliamento, quindi dal retail, agli autonoleggi, ai ristoranti, alle aziende di costruzioni. Veramente è una piattaforma veramente completa. E questo è uno delle partnership che noi abbiamo fatto. Un'altra è con The Armin Bar, di cui oggi avremo l'onore di sentirlo parlare, perché qui abbiamo noi il presidente, nonché io lo considero, ma non solo io, anche Forbes ha parlato di lui, lo consideriamo uno dei guru del digital marketing, quindi di come
andare a proporre al mondo la propria azienda. Ma lascerò poi a lui la parola per spiegare questo. Un altro punto importante dove noi penso che sia una parte importante, perché viaggiano insieme digitalizzazione e sostenibilità. Un'azienda con la digitalizzazione si innova, con la sostenibilità va a risparmiare quei fondi che permettono all'azienda di innovarsi, e quindi la sostenibilità è un'altra parte molto, molto importante che permette di conseguire, di centrare gli obiettivi che ogni azienda si pone. Anche qui abbiamo fatto delle partnership. Una partnership l'abbiamo fatta con Rocket, che è una società che gestisce l'energia e il gas, per cercare di far risparmiare anche le aziende. Rocket, tutto avviene tramite le rinnovabili, quindi andiamo proprio ad aiutare anche l'ambiente con questo. Abbiamo fatto e ottenuto da Rocket 2 tariffe importanti, sia per l'utenza finale di casa, perché noi abbiamo all'interno di Io Compro Siciliano ben 300.000 utenti, quindi comunque di questo ne possiamo veramente aiutare tante case, tante famiglie. Ma nello stesso tempo abbiamo anche ottenuto una tariffa veramente importante per le aziende, perché andando a risparmiare anche il 10% al mese possono prendere quel budget e investirlo magari in internazionalizzazione, che è un altro punto che vedremo dopo. Uscirà anche, perfino questa l'ho messa perché è carina, uscirà anche la bolletta Io Compro Siciliano con Rocket, e ogni mese o 2 mesi, non mi ricordo se è bimestre, ci saranno anche dei consigli da parte di Io Compro Siciliano in bolletta. Un altro accordo l'abbiamo fatto con la Seneco Power per l'Eco Bonus 110. In questo momento lo si vede un po' dappertutto. C'è finalmente la possibilità di cambiare la fisiologia delle nostre abitazioni, e quindi anche qui ci siamo voluti avvicinare alla sostenibilità attraverso questo accordo che ci permette di aiutare tutti a utilizzare questo strumento dello Stato, che è veramente molto, molto importante. Per ultimo è l'internazionalizzazione. Molte delle nostre aziende fino ad oggi si sono basate solo ed esclusivamente sul mercato regionale. Ormai non si può fare più. Un'azienda che si basa solo sul mercato regionale è destinata a fallire, perché realmente non tiene più in piedi tutta la propria capacità di business. E quindi l'internazionalizzazione è quella parte importante che può permettere all'azienda di aumentare il proprio business, ma soprattutto di portare quelle eccellenze che realmente la Sicilia produce a conoscenza di tutto il mondo. Qui noi stiamo attenzionando i principali paesi che fino ad oggi il Made in Italy ha portato avanti con dei rapporti importanti: Germania, Francia, Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito, ma stiamo attenzionando soprattutto i nuovi mercati emergenti, tra cui realmente è soprattutto la Cina. La Cina, noi stiamo puntando tanto sulla Cina, abbiamo creato un progetto che adesso, attraverso una rete di imprese, andremo a proporre e proporci nel mercato cinese. Il mercato cinese noi pensiamo che sarà l'opportunità futura per molte, molte aziende. Qui abbiamo creato un piano, proprio un cronoprogramma attraverso una serie di azioni proprio per aggredire il mercato cinese. Durerà 1 anno, quindi noi porteremo queste aziende che si affidano a noi per entrare nel mercato cinese, lo porteremo per 1 anno a centrare l'obiettivo e quindi ad entrare in un mercato veramente enorme. Il mercato cinese è realmente il nuovo Stati Uniti, il sogno americano. Tutti pensavano prima se il mio prodotto arriva in America sfondo, perché in genere era questa l'espressione che faceva un imprenditore. Oggi questo un po' è cambiato, gli Stati Uniti sono sempre un mercato interessante, ma mercati come la Cina veramente possono cambiare la fisionomia e il successo di un'azienda, soprattutto nella nostra grande e bella isola, dove l'eccellenza, la qualità fa un punto forte di tutto quello che praticamente produciamo. Qui abbiamo pensato abbiamo già opzionato uno showroom, abbiamo scelto una città particolare che è Guangzhou,
Tutta l'area di Guangzhou, pensate, conta 41 milioni di persone, quindi ci basterebbe l'1% di queste persone che andranno a comprare i prodotti del Made in Sicily. Abbiamo scelto anche un luogo strategico, abbiamo trovato questo showroom proprio di fronte all'ingresso principale della Canton Fair. La Canton Fair è la più grande fiera che c'è in Cina, considerate che è veramente grande, un paesino di 5-6 mila abitanti lo copre tutto come area, quindi immaginate quanto è grande. Qui abbiamo pensato di creare uno showroom tipo questo, uno per portare avanti anche l'accordo che abbiamo fatto tempo fa con la Regione Sicilia e quindi proporre quel marchio qualità sicura che la Regione Sicilia ha istituito e che sta fornendo a delle aziende specifiche che rispettano, come diciamo noi di Io Compro Siciliano, qualità, identità e provenienza, che sono il punto cardine. Cioè noi dobbiamo dimostrare al mondo che produciamo bene, produciamo ancora in modo artigianale, quindi non siamo un'industria, quindi produciamo un'eccellenza, ma nello stesso tempo in modo perfetto e in modo continuativo, perché ahimè molto spesso artigiano significa cambiare qualcosa di volta in volta. Invece questo un po' negli ultimi anni sta cambiando e le nostre aziende sono riuscite ad avere sempre lo stesso prodotto di qualità nel tempo. Parteciperemo a un sacco di eventi, show cooking, per promuovere il nostro fantastico patrimonio enogastronomico che abbiamo qui in Sicilia. Andremo a partecipare a queste fiere che sono le più importanti che ci sono in Cina. Questo è per esempio il layout della fiera che dovremmo fare entro fine anno, ma ahimè purtroppo molto probabilmente slitterà l'anno prossimo perché le condizioni non ce lo permettono. Niente, poi andremo a fare un'attività soprattutto di informazione e marketing legata al nostro prodotto con delle personalità eccellenti del mondo cinese, uno tra tutti Hu Jin, che è uno degli attori più famosi della Cina, con cui noi tra l'altro io e Davide abbiamo portato qui in Sicilia, hanno girato un film 2 anni fa, proprio si chiama Little Journey, per promuovere la Sicilia. Hanno girato questo film dove lui porta la famiglia in Sicilia per far vedere la Sicilia e spero nel momento in cui sarà proiettato, perché poi è stato stoppato tutto dalla pandemia, porterà circa, speriamo, o almeno dalle informazioni che ci hanno fornito, circa 2 milioni di cinesi qui in Sicilia. Per tutte le informazioni delle aziende che vogliono aderire alle nostre iniziative, per esempio un'importante iniziativa che stiamo facendo, un'altra partnership l'abbiamo fatto con l'ESB, di cui oggi c'è il dottor Saccuzzo che dopo vi farà vedere, è quello di aggredire tutte quelle possibilità che abbiamo sia dal punto di vista dei fondi europei sia dal punto di vista anche di avere un risparmio che molto spesso neanche ci pensiamo, un risparmio fiscale che neanche pensiamo, e questo è un punto chiave per le aziende, perché se io ho un risparmio posso adeguatamente investire in altro. L'ultima pillola che non l'avevamo messa, infatti l'avevamo messa come prossimi accordi, oggi siamo riusciti a chiudere un accordo con Conad per portare avanti un connubio e quindi un'attività di marketing per promuovere il territorio siciliano con i prodotti siciliani nei vari loro punti vendita, e quindi questo è già un obiettivo centrato, perché realmente potremo spingere anche delle realtà piccole che non sono nella grande distribuzione ma che possono entrarci da eccellenza, quindi non da scaffale ma da qualcosa di particolare. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Abbiamo visto qual è la strategia adesso di Io Compro Siciliano. Adesso proviamo a analizzare più da vicino la cassetta degli attrezzi, ovvero gli strumenti che le aziende possono avere a disposizione affiliandosi appunto a Io Compro Siciliano. Avevamo citato The Armin Bar e qui oggi abbiamo Armin Zadakbar, scusatemi per la pronuncia, che è il fondatore di questa boutique, diciamo agenzia di marketing
Forbes l'ha definito uno degli uomini diciamo del marketing non convenzionale attualmente operanti. Lui però è partito da una cosa molto semplice, si è trasferito a Milano, andava a mangiare in una burgeria, questa burgeria faceva degli ottimi prodotti ma con pochi clienti, allora ha detto facciamo una società e vediamo cosa succede. Cosa è successo dopo che avete fatto questa società, Armin? Allora, prima di tutto volevo ringraziare a tutti voi per avermi qua, mi avete invitato, in particolare Giuseppe e Davide, che veramente sono ambasciatori di Sicilia a livello internazionale. E riguardo questa storia che dici, in realtà io sono passato quando sono trasferito a Milano, sono andato, era un momento nella mia vita che non cucinavo mai, ma ho iniziato ad andare in giro a vedere tutti i ristoranti che c'erano vicino di casa. Ho trovato questo piccolo, diciamo, ristorante che faceva i burger, secondo me, migliori a Milano, ma non c'erano tante persone. E io ho iniziato ad andare lì e spesso ho parlato, c'erano 2 persone che erano fondatori di questo nuovo, diciamo, business, e piano piano ho iniziato a dare un po' di suggerimenti. Dopo un po' hanno detto, funziona, io lo so. Cioè, volevano lavorare con l'agenzia, ma ovviamente erano come un cliente molto piccolo, non aveva senso. Abbiamo fatto un partnership e era la prima volta che abbiamo fatto anche noi un lavoro nel genere nel mondo ristorazione, ma quello alla fine è diventato una storia di successo. Noi abbiamo applicato un modello che adesso volevo spiegare, e che abbiamo prima di questo caso abbiamo applicato lo stesso processo per varie aziende, da un marchio di moda a New York, un'azienda di clean tech a San Francisco, cyber security a Israele, e abbiamo applicato lo stesso processo e in 9 settimane siamo diventati numero 1 su TripAdvisor su tutti i ristoranti a Milano, e in 4 mesi avevamo una crescita di 300% su fatturato mensile. Ecco, io fermerei un attimo qua. 9 settimane, numero 1 TripAdvisor a Milano, più 400% in 300% più 300% in 4 mesi di fatturato. Ok, vai. Ma ci sono anche vari esempi, ma il mio obiettivo di questi pochi minuti che ho, in realtà stavo pensando prima, quando ero in volo per arrivare qua, di cosa posso dire, cosa posso condividere in questi pochi minuti per avere l'impatto più, diciamo, il più impatto possibile, per passare più valore a persone qua in sala o anche persone che guardano su Facebook, YouTube o altri canali di Io Compro Siciliano. Ovviamente in pochi minuti, e anche non sapendo tutte le storie di tutte le persone, è impossibile dare una soluzione che dici quella soluzione puoi applicare al tuo problema e funziona. Quello non posso fare, ma l'unica cosa che posso fare, il mio obiettivo di questo intervento, è provare a aiutarvi a chiedere domande giuste, ma non dare necessariamente soluzioni. E non vorrei anche parlare tanto di me o progetti che ho fatto, che alla fine queste cose non penso che aggiunga un valore a voi. Se io ho messo un po' di slides, perfetto. Io come anche titolo ho messo Growth Mindset, il mindset di crescita. Inizio a parlare un po' di tecnologia e dopo cultura, e dopo dico perché sto facendo anche tutto questo passaggio da tecnologia e dopo da cultura. Ogni volta che
una nuova tecnologia entra nella nostra vita, questa tecnologia e noi con questa tecnologia passiamo in 3 fasi. Fase di prima di tecnologia, quando questa tecnologia non esiste o non abbiamo ancora scoperto questa tecnologia. Seconda fase, dissemination, non so parole in italiano, ma sarà un momento che c'è, già è scoperto questa nuova tecnologia, qualcuno ha inventato questa nuova tecnologia, abbiamo il vecchio, abbiamo il nuovo allo stesso tempo. E fase 3 sarà il momento che questa tecnologia è già lì, tutti hanno, e quello inizia ad andare, diciamo, in background, quello è una cosa conosciuta. Un esempio banale, e dopo passiamo da questo esempio banale, un esempio banale sarà elettricità. Elettricità, c'era un momento nella storia che questa tecnologia non c'era. Tutte le cose che la gente facevano era molto semplice, tutti sapevano come fare la loro vita senza avere questa tecnologia. Dopo è arrivato il momento di scoprire questa nuova tecnologia. C'era il mondo vecchio, c'era il mondo nuovo, tutti e due assieme. Un paio di persone hanno iniziato a ignorare questa nuova tecnologia per vari motivi. Un paio di persone hanno iniziato a applicare questa nuova tecnologia su cosa che facevano. E un altro tipo di persona, c'erano quelli che hanno iniziato a ricostruire tutto da zero considerando questa nuova tecnologia che c'è. Questo percorso, che c'è stato anche anni, c'era anche la distribuzione di questa tecnologia in questi anni non era, diciamo, in un modo, non era bilanciato da punto di vista di culturale o da punto di vista di geografia o anche, diciamo, livello sociale. E siamo arrivati al momento che siamo adesso, oggi, che per noi tecnologia di elettricità, una cosa che abbiamo accettato, non pensiamo se anche vogliamo fare qualcosa, se abbiamo elettricità o no. E stessa cosa se pensiamo per ogni tecnologia, da elettricità, anche da internet, e adesso anche stavamo parlando di digital transformation, trasformazione digitale, è stessa storia. La storia sta ripetendo. Noi su parte di elettricità siamo a fase 3, su parte di internet, dipende dove sei nel mondo, maggior parte del mondo siamo a fase 3, ma su parte di digital transformation, su parte di blockchain siamo a punto 2. Quella punto 2, guardando tutte le altre tecnologie, da elettricità a internet, chi ha vinto? Quelli che hanno ignorato? Quelli che hanno aggiunto un layer, hanno fatto quello che facevano con nuove tecnologie, o quelli che hanno guardato questo come una nuova estrattura e hanno costruito tutto quello che prima non potevano anche pensare. Prima Giuseppe parlava di digitalizzazione e digital transformation. Sono due cose completamente diverse, non vuol dire che uno è meglio dell'altro. Digitalizzazione, digitalizzazione è quando tu fai quello che facevi prima, ma in un modo digitale. Esempio, prima, 20 anni fa, volevi affittare una macchina, cosa facevi? Dovevi trovare un posto di Europcar, per esempio, chiamare al posto se ce l'hanno o no, mandare un fax con tuo patente, vai lì, paghi cash o carta di credito e compili una form a mano. Adesso cosa fai? Adesso il processo è uguale, ma invece che chiami, invece che mandi fax, invece che compili il form a mano, fai tutto online, ma il processo è uguale. Questo è digitalizzazione. Digital transformation invece è quello che il nome parla da solo, trasformazione digitale.
come possiamo trasformare considerando tutto quello che adesso abbiamo che non c'era prima. Un esempio, abbiamo parlato di affittare di macchina, sarà Car2Go. Car2Go o Enjoy, che sono, non so se qua a Palermo ci sono, ma quello cosa hanno pensato? Hanno pensato, in grande città le gente vogliono spostare, non hanno permessi a passare a certi punti, c'è problema di parcheggio, tanti anche non hanno la macchina, ma hanno bisogno della macchina per un periodo molto corto. Questo può essere interessante. Allo stesso tempo hanno adesso tutti internet su tasca, quello telefono che hanno. Con quello abbiamo anche GPS, quindi possiamo avere posizione della macchina, posizione della persona. Possiamo anche con un chip di IoT avere che loro aprano la macchina con questo telefono. Questo è digital transformation. Hanno pensato, hanno creato una cosa che non potevi fare prima di questa nuova tecnologia. La differenza tra digitalizzazione e digital transformation. La vera opportunità è in digital transformation. Non vuol dire che digitalizzazione non va bene. La domanda principale che io vi chiedo a chiedere adesso è: what would your business look like if you would have created it today? Se volessi creare la tua business oggi, se hai un business che hai per 10, 20, 30 o anche da generazioni, ogni volta hai aggiunto un diciamo, pezzo per essere rilevante nel mercato, nel trend che sta succedendo. Ma se vuoi fare digital transformation, la vera opportunità sarà: come sarà la mia azienda se vorrei crearlo oggi su quello che so oggi? Esempi che fanno normalmente su digital transformation, opportunità di digital transformation, dicono: vedi, c'era Airbnb, che ha fatto Airbnb, ma non ha fatto Hilton. Cioè, c'erano aziende vecchia mentalità, o c'era Uber, quelli di NCC di diciamo New York, Los Angeles, San Francisco, non hanno fatto. Ma non è sempre, e c'è un punto che tanti perdono questo punto, non è solo le aziende vecchie con tanta mentalità vecchia che perdono questa opportunità. Se c'era IBM, che IBM è ancora una delle migliori aziende tecnologiche nel mondo, perché è arrivata un'altra azienda come Microsoft? Se c'era Microsoft, perché è arrivata un'altra azienda come Apple? Se c'era Apple prima che aveva Siri, perché è arrivato Amazon, ha creato Alexa? Quindi non è sempre il momento di mentalità vecchia, quello è anche il momento di oggi, anche aziende grosse, tecnologiche, stanno perdendo questa opportunità. Questo è un punto molto importante da considerare. Parlando di tutto questo, su cosa possiamo usare e anche prendere, crescere in questa situazione, con queste nuove tecnologie, gli ultimi quasi 5-6 anni io ho fatto tante ricerche su come possiamo applicare le cose che abbiamo imparato nel mondo offline in mondo online per essere più umano nel mondo online. Perché? Vi spiego. Alla fine, tutte le comunicazioni che abbiamo nel mondo online, tu stai parlando con chi? Stai parlando con un'altra persona che sarà tramite un device, che è un telefono, un PC, tu stai parlando con un'altra persona. Tanti noi abbiamo perso questa parte. Secondo me è perché è stata una velocità di cambiamento che anche biologicamente non potevamo adattare così subito.
Io ho studiato tanto su parte non solo psicologia, ma anche biologia di comportamento e come possiamo applicare queste cose nel mondo online. Vi dico un esempio della mia vita, che sicuramente è successo per tanti di voi. Noi adesso guardando, tutti voi, secondo me, ricordate il mondo primo di Internet. Quando è arrivato il primo mobile phone, non parlo di smartphone, quelle Nokia che c'erano, io ricordo la mia madre ha preso il suo primo telefono, mi mandava SMS. Gli SMS che mi mandava la mia madre mi scriveva in un modo molto formale. Per me era sempre strano, perché quel messaggio che mi viene molto formale, ma mia madre non parlava con me così, che mi scriveva. Dopo ho capito, anni dopo, che questa era una nuova tecnologia, era un nuovo modo un strumento, un metodo di comunicazione che ancora per lei era nuova, non sapeva come farlo. E stessa cosa io ho visto nel mondo di social media. Parlo anche da 2012-13 fino ad oggi, quasi 2022, che tante persone, tante aziende, come comunicano come faceva la mia madre con il suo telefono perché non sapeva come usare questa, diciamo, nuova tecnologia. Per vendere ogni prodotto, o non solo, dico non solo, perché cos'è anche la vendita? Vendita, tu per ogni passaggio di vendita vuoi vendere qualcosa, cosa stai facendo? Tu stai, il processo è io vorrei convincerti a fare una cosa che vorrei io. Quello è il principio, giusto? Quello che vorrei vendere, questo per esempio gelato, cosa vuol dire? Vorrei convincerti che tu devi dare i tuoi soldi a me e prendere quello. Questo è nel mondo di for-profit business. Ma anche per non-for-profit business, quello che vorrei prendere donazioni, devo convincerti a fare quello che vorrei io, devo convincerti a darti i tuoi soldi a me e non mettere i tuoi soldi a altre cose non-for-profit o comprare altre cose. E stessa cosa per i politici, devo convincerti a dare i tuoi voti a me e non ad un altro. E stessa cosa anche quando vuoi attraversare una strada. Tu sto passando, tu sei con la macchina, con il modo che muovo, certe volte devo convincerti a fermare che passo io. Anche relazioni personali, un ragazzo o una ragazza. Tutto è, se pensiamo dalla base, capiamo che quello è questo vuol dire un umano, un sistema molto complessa, ma io vengo da background di ingegneria. Noi abbiamo imparato nel mondo di ingegneria che quando c'è un sistema complessa, se inizi a dividere questo sistema in piccoli pezzi e capisci come funziona questo sistema, tu puoi avere un impatto su questo sistema. Tu puoi, quando capisci come fa un atto o un react su certe cose, puoi anche controllare questo sistema. Su parte di vendita, esempio banale, per un negozio, cosa succede quando apri un negozio? Le cose che vengono nel mondo offline a tutti noi in un modo molto naturale. Fai una vetrina molto bella per prendere l'attenzione. Quando entrano inizi a avere un engagement con loro, sorriso, chiedi, capisci cosa hanno bisogno, su base di questo provi di vendere cosa che vuoi e puoi anche vendere una cosa di qualità e anche un supporto anche post vendita per avere queste persone per tornare. Quello passaggio di, diciamo, attirare, coinvolgere, acquistare e mantenere questi clienti. Sul mondo di
offline è molto semplice, sappiamo, e anche se non abbiamo fatto mai, sappiamo. Ma nel mondo online cosa è successo? È la stessa cosa che è successo, ho detto con la mia madre. Cosa è successo anche oggi? Le ultime 24 ore, tutti voi che siete qua in sala o stavate guardando quello, tutti voi avete ricevuto almeno una pubblicità da un'azienda, un marchio di moda, un ristorante, ad un'azienda che non avete mai sentito, prima volta che vengono davanti a te. È scritto una cosa come 15% compra ora. Pensa come un negozio. Un negozio che venditore, invece che mette una bella vetrina, viene in strada e dice 15%, compra questo, tuo, senza sapere che chi sei tu, cosa vuoi, e prova a venderti. Non funziona. Ma perché stavamo perdendo questo passaggio nel mondo online? È importante in questo 4 step considerare che per i diciamo, primi step non dobbiamo anche parlare di cosa vendiamo. Dobbiamo convincere queste persone perché devono comprare cosa che vendiamo, che è molto diverso. Modo di comunicare cambia. Da quel momento che abbiamo capito l'esigenza di loro, possiamo iniziare a parlare di cosa vendiamo. Su base di tutto questo, noi abbiamo messo in, abbiamo creato un approccio che abbiamo chiamato approccio di crescita. Prima di tutto capiamo, io per esempio, se vi dico vogliamo andare a Milano, che direzione dobbiamo andare? Che direzione? Questa domanda. Nord, sud, est, ovest? Dipende dove siamo. Se siamo a Palermo, nord, ma se siamo a, non lo so, a Zurigo, sud. Quindi prima di capire anche che direzione vogliamo andare, dobbiamo capire dove siamo, se no ogni direzione che andiamo è direzione sbagliata. Prima di tutto, per fare tutto quello che vogliamo fare, dobbiamo fare un audit da capire dove siamo. E stessa cosa, dopo che abbiamo capito dove siamo, possiamo dopo creare un approccio, una strategia dove possiamo andare, che certe volte è diverso da dove vogliamo andare, più realistico. Dopo che abbiamo capito dove siamo, dove vogliamo o possiamo andare, sarà come andare lì. Come andare lì viene alla fine tu, for profit, non for profit, politici, tutto quello devi vendere. Viene tutto quello 4 step che abbiamo parlato prima. E dopo, ok, fino a quel momento tutto quello che abbiamo detto erano su base di ipotesi, ma su base di ipotesi abbiamo pensato quello è il modello giusto. Dobbiamo iniziare a prendere feedback dal mercato, quindi definiamo certe KPI, Key Performance Indicator, per misurare se stavamo facendo bene e se c'è qualcosa da migliorare. Questa fase 4, diciamo 3 e 4, insieme diventano una macchina semi-autonoma di vendita dentro un'azienda, dentro una diciamo, campagna elettorale di un politician. Perché anche dico una campagna, una macchina semi-autonoma? Ieri sera parlavamo insieme con Daniele e Lucrezia anche, perché ci sono ancora 2 cose che un umano può fare meglio di una macchina. Macchina, qua parlo anche di algoritmi, di canali di social, per esempio. Queste 2 cose sono critical thinking, parlare in un modo critico, e creatività. Fino ad oggi ancora non esistono, potrebbe essere, arriva questo giorno, ma ancora non ci siamo.
Come un autopilot di un Tesla, metti la macchina in autopilot ma ancora ha bisogno di una... sta andando ma deve essere qualcuno al momenti critici per sapere come guidare. E diventa come possiamo mantenere l'ultima fase, questa macchina semi-autonoma per andare avanti dentro un'azienda. Questo parte di tecnologia, ma alla fine anche Giuseppe ha parlato di cultura, alla fine tecnologia da solo non fa niente. Discorso di due punti importanti. Uno, abbiamo parlato anche di supporto di institutions, politicians. Stavo guardando un paio di dati prima, ho messo dati di 2019 perché 2020 era un anno ovviamente molto strano. Stavo guardando il GDP di Europa e il GDP di America in generale e l'investimento di venture capital in Europa versus investimento di venture capital in Stati Uniti. Ho preso i percentuali. Come vedi, in America hanno messo quasi 3 volte di più, hanno investito, ci sono investimento venture capital rispetto a Europa, e quello parliamo di tutta Europa. Investimenti anche che io vedo anche un punto molto importante culturale, quello parte di investimenti, ma anche parla di mindset, parla di cultura. Io ho vissuto in Europa, in Medio Oriente e Nord America. La maggior differenza che io vedo tra Europa e in America, in Nord America in generale, in particolare Europa, in Italia, in particolare anche qua in Sicilia, parte sud, è la mentalità, cultura, da quando anche un bambino cresce, e come possiamo minimalizzare il rischio qua. Lì, quello American Dream, if you work hard you can make it. La mentalità, come posso massimizzare il guadagno? Se da quando sei bambino mettono quello della tua testa o l'altro, da quando sei cresciuto, e completamente quando vuoi fare anche business, tua modalità di business cambia. E stessa cosa, puoi vedere anche quando, anche voi, pensate un attimo, quando avete, adesso se vi do, adesso ok, tutti a voi, 500.000 cash, gratis a tutti. Andate a fare investimenti. Prima cosa che viene a mentalità in Italia, vedo, principale, prima cosa che vogliono fare, comprare una casa. Comprare una casa, un asset fisico, non ha una crescita alta, ma sicura. Non aumenta tanto, ma non va a zero. Questa è la mentalità. Ma se fai la stessa cosa in America, loro non hanno investito tanto su asset fisici, ma asset non tangible, asset digitali. Quell'asset digitali è quello di aumentare, guardare come possiamo, ok, c'è una possibilità che perdiamo, ma se vinciamo una marea di successo. Per questo anche se guardi, torno alle slide precedente, in Europa in generale noi siamo diventati il mercato secondario per corporate americane, Facebook, Amazon e Google, ma i cinesi hanno iniziato a fare loro, da Tencent, da Alibaba, da WeChat, hanno creato loro. Torno di nuovo sulla cosa che ho iniziato questo intervento, che alla fine io non sono qua a dare nessuna soluzione, sono solo qua a chiedervi, per favore, chiedete domande giuste, chiedete se stavate misurando le cose che veramente valgono la pena. Grazie.
grazie Armin, anche diciamo, per aver evidenziato queste differenze tra le diverse realtà. Una delle cose appunto tipiche che si dicono ai bambini in Sicilia è un t'arrischiare, cioè non rischiarti a non fare, non correre il rischio di quando si vuole prevenire qualche pericolo, ed è effettivamente, non avevo mai fatto questo collegamento con l'imprenditorialità. Ci ha raggiunto anche il vicepresidente della regione e assessore all'economia Gaetano Armao, che invito a sedersi con noi. Le faccio un brevissimo riassunto di quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Abbiamo parlato di Io Compro Siciliano, che ospita questa giornata di studio sulle imprese. Abbiamo parlato della necessità delle imprese in Sicilia di digitalizzarsi, proiettarsi all'esterno e rinnovarsi nelle loro pratiche manageriali di gestione. Io Compro Siciliano offre un pacchetto di soluzioni, mette insieme delle iniziative, mette insieme appunto delle strategie, degli strumenti. Stavamo analizzando man mano questi strumenti. Da parte della regione siciliana possiamo dire che la regione siciliana ha investito tanto ma già prima della pandemia, nella digitalizzazione dell'isola, che è, diciamo, una precondizione fondamentale per poter fare tutto quello di cui oggi stiamo parlando, per poter proiettare le piccole imprese all'estero, per poter fare della formazione online, per poter seguire anche questo incontro, come lo stanno facendo in tanti, sui social network e sui canali social di Io Compro Siciliano. Assessore, a lei. Io intanto mi complimento con il Compro Siciliano, siamo in rapporti con i vertici, ma con tutta la struttura, con tutta la rete, perché voi oramai siete una rete importante, siamo in ottimo rapporto di collaborazione, convinti come siamo che sia un'iniziativa di grande interesse, che va sostenuta, che va aiutata, che va spinta, secondo quello che evocava poc'anzi l'interventore, quando diceva che il compito delle istituzioni è quello di sostenere processi di cambiamento e di innovazione, sfidando la resistenza al cambiamento, che in Sicilia è molto forte, molto alta, che c'è una tendenza a non modificare le cose. Quindi chi accoglie e accetta la sfida del cambiamento e della trasformazione va sostenuto assolutamente. Diceva bene Nino Giordano dell'investimento che fa la Regione. Intanto lo fa anche in strutture come questa, straordinariamente bella, che voi siete tutti più giovani di me. Io sono oramai vicino ai 60 anni, però io quando studiavo all'università, io ho studiato qua di fronte, diciamo, alla facoltà di giurisprudenza, e ho insegnato in quest'angolo qui a scienze politiche prima di fare l'assessore. Bene, questo era un contenitore completamente vuoto, perché una bomba lo aveva svuotato, era la sede della Casa del Fascio durante il periodo fascista, e quindi fu bombardato ed era completamente vuoto. Ebbene, questa struttura dà un immobile abbandonato e bombardato, emblema del disastro della Seconda Guerra Mondiale in città, è diventato invece un luogo di bellezza grazie all'idea di una forte e profonda trasformazione. Sto evocando, sono stato anche assessore ai beni culturali, quindi questo luogo che mi è molto caro. Trasformare un luogo di distruzione e di impoverimento della città in un luogo di grande ricchezza, senza però farne un Boburgo, un contenitore nuovo, ma mantenendone la sua storia. Difatti, come vedete, non si è voluto ripristinare le pareti, l'intonaco delle pareti, sono rimasti dei lacerti, come vengono definiti, degli anfratti, ma è rimasta la sua storia, ma c'è l'innovazione di questa splendida installazione di arte contemporanea, ed è diventato uno dei riferimenti dell'arte contemporanea del Mezzogiorno. Perché evocare questo luogo? Che opportunamente avete scelto? Perché attraverso la trasformazione si può spingere una realtà arretrata o una realtà in recupero, in esigenza di recupero, molto in avanti. E in questo senso faccio due considerazioni e poi vi lascio lavorare, perché è bene che voi proseguiate nelle vostre riflessioni.
e in questo senso il digitale è importantissimo e la finanza è altrettanto importante. Io ho la fortuna e anche la responsabilità di occuparmi, per le deleghe che ho come vicepresidente e come assessore all'economia, di finanza e sostegno alle imprese attraverso strumenti finanziari e di digitale. Nino Giordano lo evocava poc'anzi. Quando abbiamo cominciato questa avventura regionale come governo si erano spesi 1,5 milioni di euro sul digitale. Oggi siamo a 198 milioni di euro impegnati. E questo non è solo spesa, perché basta vedere l'ultimo rapporto della Banca d'Italia sul divario infrastrutturale, è uscito a luglio, poi ve lo manderò, ed è un documento che proprio certifica questa situazione, e che analizza i divari territoriali in tutti i comparti, ferroviario, stradale, autostradale, viario, diciamo, aeroportuale, portuale, ma anche nei servizi. Ecco, in tutto purtroppo siamo in grande difficoltà e arretratezza rispetto al resto del paese, tranne una cosa, nel digitale. Perché nel digitale il salto in avanti, grazie all'impegno dell'Europa, dello Stato, ma soprattutto della Regione, che ha avuto la responsabilità di utilizzare queste risorse. Poi quando si dice che i fondi europei sono sprecati, no, questo è un esempio emblematico di come, se si spendono bene, se si spendono in modo razionale, i risultati ci sono, perché noi oggi abbiamo l'infrastrutturazione digitale. Chi ci sta seguendo lo può vedere dal segnale. L'infrastrutturazione digitale più avanzata d'Italia è tra le più avanzate d'Europa, grazie a una sinergia tra pubblico e privato, perché non c'è solo denaro pubblico. Il pubblico si è occupato delle cose dette zone bianche, cioè di dove il privato non aveva stimolo a investire perché c'era troppa poca domanda. E quindi noi abbiamo completato l'offerta digitale dei privati, creando un sistema integrato di offerta. Grazie al lavoro anche di Open Fiber, con la quale abbiamo realizzato questa splendida struttura, il tema oggi è un altro, è quello dei devices, è quello dell'accesso da parte delle famiglie, quindi è il tema dei strumenti per accedere, che purtroppo, soprattutto nelle famiglie indigenti, sono in numero limitato, per cui se si deve fare DAD, se si deve fare anche acquisto online, visto che ci stiamo occupando di e-commerce, è chiaro che non ci può essere un computer per una famiglia, ma ce ne vogliono più di uno. Questo purtroppo è lo Stato, dico purtroppo perché noi ci siamo fatti carico di realizzare le infrastrutture, questo è il nostro compito. Chi doveva dare i voucher per l'acquisto di devices e per l'acquisto di banda, ultralarga o larga, era il Ministero dello Sviluppo Economico, che purtroppo ancora oggi deve fare ancora i bandi perché ha miliardi e miliardi di euro pronti per sostenere l'acquisto di devices e l'acquisto di accesso alla rete. Quindi questo è però l'infrastruttura c'è, oggi assomiglia un po' a un'autostrada con i caselli e le rampe di accesso un po' bloccate, ma l'autostrada funziona ed è a pieno ritmo. Quindi occorre lavorare per l'e-commerce, sarà una grande opportunità, perché è evidente che oggi chi produce siciliano e vuole vendere siciliano e vuole servire non solo in Sicilia, ma soprattutto all'estero, prodotti siciliani e vuole fornirli, con una struttura digitale così veloce, può essere nel più piccolo centro della Sicilia ed essere in relazioni commerciali come se avesse un negozio sulla Quinta Strada o in via Monte Napoleone, perché la velocità di interlocuzione è questo. Io ricordo, anche qui per gli anni non più verdi che mi accompagnano, che quando ho cominciato proprio c'era ancora un operatore sardo che forniva i primi contatti online e su internet, e diciamo, si passavano i minuti o se non le ore a attendere, diciamo, le risposte e il caricamento dei dati, cioè qui c'era un divario digitale, un digital divide, per dirla tecnicamente, veramente pesante. Quindi non solo si è superato, ma si sono messe in condizioni le imprese di utilizzare il digitale per un'offerta competitiva e innovativa. Poi i contenuti, condivido alcune considerazioni che venivano fatte, cioè c'è la tendenza a trasporre sul digitale il modo di essere
extra digitale, pre-trasformazione digitale, come quando la sua mamma gli scriveva, perché scriveva un messaggio protocollare, come ancora oggi qualcuno mi dice illustra, stesso mi manda un messaggio illustra, come se scrivesse una lettera, perché l'approccio era quello della lettera, mentre invece è una modalità alternativa alla lettera e alla telefonata di parlare, come i vocali non sono mai come una telefonata. È chiaro che noi quando diamo un vocale non parliamo come se parlassimo al telefono. Perché? Perché abbiamo una netta percezione che un sistema di comunicazione è diverso. E per esempio noi che siamo uomini pubblici, quando diamo un vocale sappiamo benissimo che quel vocale che tu hai dato a una persona può diventare un vocale che sentono migliaia o centinaia di migliaia di persone, quindi tu parli con un vocale che era con una forma mentis completamente diversa, perché non sta parlando l'interlocutore, quell'interlocutore è solo virtuale, si può moltiplicare, quindi devi stare attento a quello che dici, devi stare molto, molto, molto diciamo, ponderato in quello che dici. Lo stesso dicasi per il modo di essere delle nostre aziende sulla rete. Ecco, questo è molto importante, che ci siano riflessioni su come si possono aiutare le nostre imprese a proiettarsi sulla rete, a essere competitive, a fornire e offrire i loro prodotti in un modo innovativo. Io con ProSiciliano credo che sta facendo un lavoro anche maieutico di formazione, di accompagnamento dell'economia siciliana. Un'ultima considerazione, e mi piace che sia stata evocata, è quello del venture capital. Noi come Regione stiamo sostenendo molto le imprese siciliane attraverso i consorzi FIDI, abbiamo fatto un rafforzamento molto consistente dei consorzi FIDI attraverso IRFIS. L'IRFIS è un istituto che è passato da 57 pratiche nel 2017 a oltre 7.000 nel 2020, quindi diciamo qualcosina è successa, non quanto dovrebbe essere, che dovrebbe farne 70.000 e stiamo lavorando per fargliele fare, però il passaggio forte è stato fatto, IRFIS è stata fortemente rafforzata anche sul piano patrimoniale per i partenariati, tutto il tema delle start-up, stiamo sostenendo molte start-up e molte nuove imprese. C'è il resto in Sicilia, diciamo, la variante di Resto al Sud, cioè un sistema per cui noi agevoliamo le imprese e soprattutto i giovani che restano in Sicilia con una serie di incentivi finanziari che sono propri della normativa statale, ma che vengono ulteriormente corroborati da interventi di esenzione fiscale. Ecco, in questo vi chiederemo anche aiuto, perché purtroppo di Resto in Sicilia, cioè di opportunità di fondo perduto, interventi finanziari a tasso zero, esenzioni fiscali, purtroppo sono arrivate 15 domande, mentre invece c'è una vitalità, pur avendo fatto dei video promozionali, io ne parlo come posso, con gli strumenti che posso, evidentemente ancora non c'è la percezione dell'opportunità. Chiaro che c'è una risposta un po' lenta, però ecco, aiutateci anche voi nei confronti di chi intende intraprendere, avviare una nuova iniziativa, ad illustrare quanto il Resto in Sicilia sia una possibilità e un'opportunità veramente seria, perché si può arrivare fino a 200.000 euro di sostegno finanziario, che per un esercizio commerciale, è chiaro che non si può fare la Fiat, ma si possono avviare iniziative di e-commerce importanti o di produzioni significative. Il venture capital, e concludo. Sul venture capital abbiamo già un protocollo con Cassa Depositi e Prestiti e IRFIS e siamo pronti a partire con uno strumento che proprio è orientato alle nuove iniziative imprenditoriali, proprio per corroborarle sul piano finanziario, perché un problema appunto delle imprese in Sicilia spesso è l'asfissia finanziaria, cioè partire con poca rincorsa finanziaria e quindi dopo poco dover scontare alcune difficoltà, e invece noi dobbiamo far partire le nostre imprese col massimo sostegno. Ecco perché c'è questo prodotto che sarà definito, proprio ne parlavo col Presidente di Confindustria prima di venire qui, che sarà lanciato entro la fine dell'anno, proprio per sostenere attraverso il venture capital le nostre imprese. Io devo salutarvi e lasciarvi, perché è una giornata in cui stiamo presentando il nostro documento di economia e finanza a tutte le associazioni di categoria, a Confindustria, alle associazioni professionali, all'ANCI, all'associazione delle banche, quindi oggi avrei dovuto essere chiuso in assessorato per incontri di ora in ora con tutte queste strutture, però ci tenevo a essere con voi, e noi la ringraziamo, apprezzando il lavoro che fate e soprattutto cercando di fare sinergia e soprattutto innovazione. Quello che diceva poc'anzi chi mi ha preceduto è molto importante, la trasformazione
La grande trasformazione che abbiamo di fronte è una trasformazione di fronte alla quale si può o restare dove si è o cavalcarla per proiettarsi in avanti. Questa è un'opzione, non c'è terza via, o si interpreta in pieno la grande trasformazione o la si subisce. Noi purtroppo come Sicilia abbiamo negli anni passati subito le trasformazioni dell'economia, la terziarizzazione, l'industrializzazione, la globalizzazione, sono tutte grandi trasformazioni economiche che purtroppo la Sicilia ha vissuto male perché si era agganciata a modelli di sviluppo arcaici o in alcuni casi distorti come il clientelismo e altre forme. Queste purtroppo hanno fatto sì che la Sicilia sia arretrata sul piano economico. Oggi invece abbiamo una grande possibilità, una mossa del cavallo che grazie al digitale si può fare, le condizioni e le precondizioni ci sono tutte, dobbiamo tutti gli attori pubblici, privati, professionali, imprenditoriali metterli insieme per creare una massa critica vincente. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Assessore. Adesso abbiamo un altro collegamento con un esperto di sinergie, anche se lui non vuole parlare di sinergie, ma parla di networking, che è Alberto Bezzi, che è un TEDx speaker, ma è anche un esperto di networking e ne ha fatto di questo networking la sua vita, diciamo, per una parabola sia professionale che umana. Alberto, insomma, noi siamo in Sicilia in una terra in cui se tu vai a comprare un paio di qualcosa che è un'esperienza vera, se tu vai a comprare cerchi un paio di calze di un determinato colore, vai in un negozio e chiedi ma scusi dove le posso comprare? Ah no, non lo so, qui non ne vendono queste calze di questo colore. Quindi insomma sembra che la sfida del networking qui sia persa in partenza, perché siamo dei cocciutissimi individualisti. Smentiscici, ti prego. E facci capire come può esserci un paradigma diverso. È una mentalità che comunque sta cambiando. L'hanno detto i precedenti relatori, si usava la parola sinergia fino a 10-15 anni fa. Adesso è molto più utilizzata la parola networking, ma il fatto di unire i puntini, come ha detto qualcuno prima di me, e di mettere insieme le persone, e quindi fare networking, fare sinergia, è una delle competenze e delle prossime sfide insieme digitale che sarà per tutti l'occasione di crescere e di vincere. Tu hai fatto un esempio e io colgo l'occasione per provare a raccontarlo. Il fatto di non dare un consiglio a uno o di non informarsi di dove si vendono le calze verdi, per esempio, e quindi chiamare quello delle calze verdi, dire al cliente aspetta che te le trovo, dammi il tempo di organizzarmi, e parlare con il proprio concorrente o con il negozio vicino dove può vendere le calze verdi e fare networking significa perdere tutti, perché tanto il cliente, se ha bisogno delle calze verdi, da qualche parte lo andrà a comprare. L'esempio di Io Compro Siciliano è un esempio che io da milanese ho iniziato a seguire qualche tempo fa, almeno un annetto fa, con Giorgiani, e mi ha appassionato, a parte perché in Sicilia ci vengo volentieri e ci ho anche lavorato, però è un esempio vincente di come, l'ho detto durante al TEDx, da soli si va veloce, insieme sicuramente si può vincere e si va lontano. La mentalità italiana, mi ricollego alla slide che ha fatto vedere prima il grande esperto di marketing che ho seguito con grande interesse, ci insegna che culture diverse, il modo in cui siamo cresciuti, influiscono sul nostro modo di pensare e di agire. Noi siamo sempre stati abituati in Italia e negli ultimi 2 anni con l'accelerazione di questa pandemia stiamo cambiando radicalmente. Io faccio questo mestiere da 6 anni ormai, ci ha insegnato che effettivamente fare rete e unirsi è l'unica chance che abbiamo per vincere. Rispetto ad esempio al mercato americano, dove diciamo americano ma non solo, in Australia e anche nei paesi asiatici, loro sono molto più propensi a fare networking e a mettersi insieme. Noi siamo sempre stati bravissimi, forse i più bravi del mondo, ma individualisti, cioè noi lavoriamo da soli. Mettersi insieme
abbiamo sempre avuto questo preconcetto, e tu facevi l'esempio delle calze verdi, un esempio simpaticissimo che userò anche nei prossimi TED, nei prossimi speech Chiederò i dove diritti. e anziché pensare all'opportunità di mettersi insieme e di conoscere quindi qualcuno che può vendere le calze verdi, con cui fare eventualmente altri business e allargare le proprie conoscenze, magari presentando quello delle calze verdi, quello non vende le calze rosse che c'hai te e quindi il prossimo cliente che va da lui può venire da te. La idiosincrasia che abbiamo sempre subito, la prima barriera è: sto presentando questo potenziale cliente a un mio concorrente, mi ruba un cliente. Questa è una mentalità che abbiamo tutti, non solo in Sicilia. Come dicevo, sta cambiando molto, ma io lo vedo proprio anche a Milano, dove ci sono io. È difficile mettere insieme teste pensanti e aziende, proprio perché c'è questo, piuttosto che vedere la possibilità di vincere di più, come diceva prima Admin, cioè la possibilità di fare più guadagni, cioè il primo pensiero è: rischio di perdere un cliente, cioè anziché guardare di poterne acquisire 10 nuovi, dici ne rischio di perdere uno, ma il rischio, il gioco non vale la candela. Oggi dobbiamo pensare tutti a poter prenderne altri 10. Io, come Giuseppe conosce bene, 6 anni fa nella visione di aiutare le aziende nel digitale, quindi sulla digital transformation e nel fare networking, abbiamo creato una sorta di community come quella di Io Compro Siciliano, dove i manager che aderiscono di aziende diverse, di settori diversi, con funzioni diverse, quindi ci sono tutti i tipi di manager, dall'HR, dal legal, dalla sicurezza, dall'informatica, eccetera. Abbiamo creato una formula che è dare più ricevere, tra parentesi, con fiducia esponenziale. Questo metodo di fare networking, ed è un metodo, prevede che i manager che hanno bisogno di trovare una soluzione per loro stessi o per i loro colleghi o la loro azienda possono rivolgersi a questo network, che il nome è concentrazione. Non pagano per trovare la soluzione e l'accordo di dare e ricevere è: ok, il network si attiva per trovarti una soluzione, tu non paghi questo servizio, ma il giorno che abbiamo bisogno per aiutare un altro manager del nostro network, tu metti a disposizione il tuo tempo e le tue competenze per aiutare gli altri. Questa formula è vincente e nell'ambito di questo modello di networking, la cosa in più che facciamo è quando un manager ci aiuta a risolvere un problema, noi facciamo una parte di certificatori, chiamiamolo così perché advisor è molto inglese, dove verifichiamo che le risposte che abbiamo ricevuto siano esattamente quelle che ci aveva fatto il manager iniziale. E poi, prima di organizzare l'incontro di networking, che alla fine è questo, organizzare l'incontro giusto al momento giusto con le persone giuste, facciamo una certificazione reputazionale della soluzione o del fornitore che abbiamo scelto. Quindi guardiamo la lista dei clienti e chiamiamo uno di questi clienti dicendo: abbiamo selezionato Pinco Pallino, ha detto che ha lavorato con voi, ci dite se ha lavorato bene o male? Questo è il modello di networking che tutti possono fare nell'ambito business, come quello che facciamo noi col nostro ecosistema, ma che si può fare anche nella vita privata, quando ti chiedono dove trovo l'elettricista per risolvere un problema perché mi si è rotto l'interruttore, e tu gli consigli quello che è venuto a risolverlo a casa tua perché ti ha trattato bene, ha avuto un prezzo giusto, è arrivato puntuale e non si è più rotto l'interruttore. Spero di essere stato coinciso in questa presentazione partendo dalle calze verdi. Grazie Alberto, ti chiederò i diritti se dovessi utilizzare ancora l'esempio delle calze verdi. Facciamo networking in questa maniera. Assolutamente sì. Grazie. Adesso abbiamo gli ultimi interventi, ci abbiamo verso la chiusura di questa lunga mattinata, con Lucrezia Lobuono e Daniele Viganò, che fanno parte della Viganò Academy, coordinatrice e presidente della Viganò Academy, che anche loro parleranno appunto di come riuscire a prendere il decollo, a volare, 7 giorni per
per prendere il decollo, e saranno delle esperienze, dei casi con cui avevamo aperto, degli aforismi con cui avevamo aperto questa mattina con l'assessore La Galla, e vediamo se li spiegano loro. Prego. Allora, intanto la ringrazio e rinnovo i ringraziamenti per Davide Morici e Giuseppe Giorgiani, che hanno creato questa occasione di incontro speciale, non solo dal punto di vista umano, ma anche delle tradizioni, perché devo dire che non solo all'interno di questo scenario, ma anche il trattamento che noi, che veniamo da Milano, abbiamo assaporato in questi giorni, grazie a loro, è stato unico, quindi grazie davvero. Bene, noi come Viganò Academy, che è appunto la società che abbiamo creato solo qualche anno fa, ci occupiamo di consulenza, di formazione agli imprenditori, alle aziende, alle PMI, e come dicevo ieri, con la mission, perché qua c'è una forte vision e una grande missione, che è quella, come vedo da Io Compro Siciliano, che è quella di creare proprio un rinascimento, come dicevo ieri, imprenditoriale in Italia. E quindi noi nel nostro piccolo, con la nostra Academy, questo facciamo negli ultimi anni. In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso eventi di formazione dove anche noi ci teniamo a condividere le esperienze di coloro che hanno avuto successo, che hanno avuto una carriera straordinaria, che hanno portato un'azienda da 0 a 100 e lo vogliono raccontare. Quindi abbiamo dei grandi eventi che facciamo annualmente di formazione, dove portiamo manager, imprenditori, professionisti, e sono giornate all'insegna della comunicazione e della leadership, che sono tematiche che davvero coinvolgono tutti, perché tutti vendiamo, anche se non siamo commerciali. Ognuno di noi vende, questo è un concetto che prendo in prestito in questo caso da Daniele. Vendiamo all'interno delle nostre relazioni personali, interpersonali, all'interno della nostra famiglia, e non solo se facciamo i commerciali, ma anche se parliamo con un collega, se dobbiamo presentare un nostro progetto, una nostra idea. E quindi è questo il messaggio che noi vogliamo portare alle aziende: l'importanza del comunicare il messaggio, la comunicazione che sia efficace e che arrivi veramente, entri dentro al nostro interlocutore. Quindi attraverso eventi e attraverso i nostri programmi di formazione aiutiamo gli imprenditori, come con la comunicazione, il marketing, la vendita e il public speaking, affinché il tuo messaggio arrivi in maniera più efficace possibile al tuo interlocutore. E quindi abbiamo proprio un programma che si chiama Inner Circle, e lo svolgiamo, lo portiamo avanti nell'arco di un anno con un'azienda, un imprenditore o un piccolo gruppo, e lo portiamo insieme avanti in un modo molto particolare, ossia noi portiamo una sistematizzazione del processo di marketing, comunicazione e vendita. Laddove c'è un prodotto che è un prodotto testato, efficace, ognuno di noi vende qualcosa per conto di altri oppure vende il suo servizio o prodotto. Bene, una volta che c'è un prodotto efficace e testato, manca la parte di come veicolo quel prodotto. Come diceva Armin giustamente, come faccio sì che quel prodotto venga veramente accettato, voluto, che sia richiesto da parte del pubblico? Ebbene, noi abbiamo un sistema veramente preciso che porta da dove la persona si trova, quindi da dove si trova l'azienda, fino all'espansione. Quindi è un processo fatto a gradienti, dove ogni step deve essere fatto in maniera corretta. Se siamo su un gradiente che vediamo che non funziona,
sappiamo che non è stato fatto bene il gradiente precedente, quindi si torna indietro e andiamo a testare di nuovo il passetto prima. E credetemi, questo è un sistema che funziona e funziona con tutte le aziende, con tutti gli imprenditori. E quando ci chiedono ma si può sbagliare? Certo si può sbagliare, ma la cosa funziona, perché è sempre una questione di messaggio che si dà al pubblico. Se il messaggio è sbagliato, si torna indietro, si fa un altro test sul mercato, sul pubblico, si cambia il messaggio, si ritenta fino a quando quel messaggio funzionerà. E in questo modo noi abbiamo successo e stiamo avendo grande successo con le aziende, con gli imprenditori, e portandoli sia con un progetto che magari ha bisogno di un rilancio, sia con progetti che stanno nascendo, li portiamo passo passo verso l'espansione. E credetemi, questo è una soddisfazione immensa, riuscire a portare un progetto che ha grandi aspettative, che ha grandi speranze, e siamo qua proprio per questo, no? Anche per dare speranza e dare opportunità, e quindi questo noi facciamo insieme alle aziende. Ebbene, io concludo dicendo davvero che per me, poi voglio lasciare la parola a Daniele, che ha scritto un libro che è qua per chi lo volesse, e sarà un onore, credo, per lui fare anche la dedica a ciascuno di voi. Li abbiamo portati apposta e io, lasciatemi dire, mi sono un po' innamorata di questo metodo che Daniele ha scritto nel suo libro, 7 giorni per volare, che è una metafora spazio-temporale del quando noi decidiamo di prendere una scelta, che sia personale o professionale. Quindi troverete all'interno del libro i giorni della settimana come metafore delle nostre scelte. Si passa dal credo alla meta, all'analisi di cui se ne parla nel giorno mercoledì, perché ogni scelta che prendiamo, sia lavorativamente che dal punto di vista personale, ci porta in uno scenario completamente diverso. E quindi io, leggendo questo libro, incontrando Daniele qualche anno fa, mi letteralmente appassionai di questo metodo e decisi di creare questa Academy con lui. Adesso lascio la parola a lui, che sicuramente avrà un grande contributo da darci, quindi vi ringrazio. Allora, buongiorno di nuovo, con alcuni ci siamo già visti ieri, spero di non annoiarvi, che mi risentite. Mi ha fatto enormemente piacere che all'assessore abbia deciso di leggere uno dei miei aforismi, che poi troverete anche nel libro. Io vi voglio parlare essenzialmente di due cose. La prima, chi sono, brevemente, e poi perché ho scritto questo libro e a chi è dedicato questo libro. Io sono un imprenditore da 30 anni, sono partito nel mondo delle farmacie, poi ho fatto real estate, poi telecomunicazioni, ho creato poi la mia impresa che poi ho quotato in borsa e poi uno dei miei grandi sogni era andare in America, perché poi gli americani ci hanno venduto di tutto. Onestamente il caffè credo che sia una delle delizie più eccezionali della cultura italiana, Palermo soprattutto, però poi arrivano loro con Starbucks e la gente fa file chilometriche per bersi tutto sommato un caffè un po' anacquato e un po' di brioche, magari fatte in una maniera diversa. Però questo ci insegna una cosa importante. Il miglior prodotto siamo noi stessi, solo che spesso non sappiamo venderci. Ecco, nel libro troverete questo. Io faccio non solo l'imprenditore, ma il venditore, una parola che magari potrebbe suscitare un po' di paura, da ormai 30 anni, e adoro questo mestiere. E se ci pensiamo un po' bene,
sono tante donne, anzi mi fa enormemente piacere che sia ieri che oggi la percentuale di donne era decisamente anche superiore, però nessuna mamma guarda il proprio piccolo e dice wow, sarai un grande venditore. Mai. Sarai un astronauta, un calciatore, un tennista, un poeta, uno scrittore, che suscitano fantasie molto più grandi. Ma se ci pensiamo bene, tutti noi, anche quando eravamo piccoli, vendavamo qualcosa. Le figurine, le idee, un teatro o un semplice gioco. E magari convincevamo i nostri amici che il nostro gioco era migliore degli altri. Quindi io ho fatto questo percorso che mi ha portato certamente a avere importanti successi, ma anche grandi sconfitte. E solo quando cadi e ti fai male ti rendi conto che lì devi cambiare, devi modificarti e devi evolverti. 7 giorni per volare è una metafora. Io pensavo che non avrei venduto neanche 100 copie, o meglio, sì, una cinquantina ai miei migliori amici. E poi sono sempre i primi che non te lo comprano. Credo che capiterebbe anche a voi. Invece, per mia grande sorpresa, anche se me lo sarei stampato da solo, la più grande casa editrice italiana, Mondadori, decise di credere in me. Si chiama Elisabetta ed è una donna, anche questo un particolare importante. Il libro in realtà, non l'ho mai detto, si sarebbe dovuto chiamare 7 giorni per volare nei risultati. Perché essendo uno focalizzato come imprenditore ai risultati, pensavo che questo fosse il titolo giusto. Invece lei, Elisabetta, una donna, grande sensibilità come lo sono le donne, mi disse: non limitare questo libro alla lettura di manager, imprenditori e professionisti, perché questo libro lo leggeranno tutti. Anche i laureati, gli studenti neolaureati. Come Lucrezia sa, ricevo mail e lettere e WhatsApp e Messenger con tutte le nuove tecnologie da neolaureati della Bocconi, del Politecnico, e gente che magari ha preso spunto del libro per dirmi: ho preso una grande decisione. Le nostre scelte, come scrivo nel libro, sono guidate da 2 cose diverse. La prima, quella che io definisco il giorno prima, perché il mio libro è il giorno prima, i 7 giorni, lunedì, martedì, mercoledì fino alla domenica, e poi il giorno dopo. Uno dice: perché hai fatto 7 giorni? Perché da imprenditore so che se le cose non sono facili, nessuno proverà a utilizzarle. Se avessi fatto, immaginate, 365 per giorni per volare, mi avrebbero mandato a stendere. Se avessi fatto 31 giorni per volare, secondo me molte donne l'avrebbero fatto, molti uomini no. 7 giorni, dicono tutti: beh, 7 giorni sì che ci provo, perché è semplice. E questo ci dà un significato ancora più profondo. Ricordatevi, le cose semplici sono duplicabili. Se sono troppo difficili, no. Ecco perché gli americani standardizzano tutto quanto e ce lo riescono a vendere, da McDonald's a coso, e l'hamburger è cotto a 7 minuti. E se sono 7 minuti, tutti fanno 7 minuti, non ci mettono la creatività che ci mettiamo noi. La prima cosa più importante, che per me è il giorno prima, che guidano le nostre scelte di vita, tutte, sono le decisioni. Ognuno di noi nel proprio privato e nel proprio professionale ha preso, prende e prenderà decisioni. E ogni decisione cambierà completamente il nostro destino. Provate a pensare un attimo a tutte le decisioni che avete preso magari negli ultimi anni o che state per prendere. Cambio lavoro o non lo cambio? Cambio auto o non la cambio? Cambio nazione o non la cambio? Cambio professione o non la cambio? Magari qualche donna potrebbe dire: cambio marito o no? Io gli ho dato una definizione il giorno prima. Se mi chiedeste perché gli ho dato questa definizione, è perché quando noi prendiamo delle decisioni non sappiamo mai e non ricordiamo mai che giorno era. Se era mattina, pomeriggio, notte. Ricordiamo solo la decisione.
non quando l'abbiamo presa. Per questo ho voluto dargli un nome astratto, il giorno prima. E allora magari uscendo di qui, dopo o stasera, provate a pensare a quanti giorni prima ognuno di voi avete avuto. E io posso dirvi, sinceramente, ho sbagliato alcuni giorni prima. Ho preso la decisione sbagliata, che mi ha portato a una sofferenza. Ma la cosa più importante che dobbiamo fare è prenderle le decisioni con coraggio, attaccando. Io ho sempre pensato che stare all'attacco è sempre meglio che stare in difesa, cioè non decidere è comunque una decisione, non decidere di fare nessun passo è comunque una decisione. Guardiamo nello sport, quali sono i calciatori più pagati? I portieri? I difensori? I centrocampisti? Gli attaccanti. E allora nella mia vita, io sono figlio di genitori separati, i miei genitori si sono separati nel 1972, quando al tempo era uno scandalo che i tuoi genitori. Infatti io dicevo che mia mamma era andata da mia nonna. Ho cercato di vendere un dolore ai miei amici, ma dopo 8 mesi che non tornava è evidente che non mi fecero nessuna domanda. Tutti capirono che si erano separati. Al tempo purtroppo, e ve lo dico con grande dolore, era dolore che ho superato. Era uno scandalo. Oggi forse, purtroppo, ripeto, è uno scandalo al contrario. Quanto sono sposati i tuoi genitori? 27 anni. No, davvero. Cioè quasi esattamente al contrario, che è un peccato perché evidentemente tutti vorremmo, è il cuento de hada, si dice in Spagna, la favola, io compreso. Detto questo, ricordatevi il giorno prima. Non vi dirò tutti i giorni, perché poi se volete ci sarà un libro, ovviamente omaggiato da noi, per ognuno di noi, ognuno di voi che voglia, se vuole, magari cercare di capire nella mia esperienza, in cose giuste, in cose sbagliate. E uno dice, perché Daniele? Elisabetta mi diceva sempre, il tuo libro lo dovrebbero leggere tutti. Dico, perché? Perché di solito un uomo di successo racconta solo i successi, solo le cose giuste. Tu invece racconti anche i dolori. Ma io lo racconto perché è anche un dovere mio, di responsabilità, dire a qualcuno che se ho fatto qualcosa e l'ho sbagliato, se tu leggendolo ascolti la mia esperienza, potrai spendere meno energie, meno tempo e meno denaro, evitando di fare l'errore che io già ho commesso. È come se fossimo in un bosco in cui io sapessi che andando in quel sentiero ci sarebbe un burrone. Cerco di evitare a tutti quanti di non farlo. Poi spesso, come spesso accade, alcune persone vogliono toccare con mano. Quindi A il giorno prima e B, e vado sul finale del mio intervento, una forse delle cose peggiori che offusca la nostra mente, e si chiamano le convinzioni. Purtroppo se tu sei convinto, io lo vedo con i miei figli, che non credi in te stesso, quando dovresti essere vittorioso sempre in questo, nessuno può arrivare secondo nel credere in se stesso, perché non c'è persona, uomo, donna, papà, mamma, che possa credere di più in te di te stesso, se no è lì il problema. E ve lo dice qualcuno che non poteva credere in se stesso, visto che non avevo neanche i soldi per comprarmi le scarpe per correre una campestre. Quindi questo provoca dolore. Però ho capito che solo da me potevo ricominciare, che un'esperienza negativa poteva trasformarsi in un'esperienza positiva. Quindi il peggior male per l'essere umano sono le convinzioni, perché convinzioni sbagliate ci portano in strade sbagliate e ci si abitua a tutto. Guardate, l'essere umano si abitua a tutto, anche a una strada sbagliata. Mi emoziono anche solo io a dirvelo e a raccontarvelo, perché dietro questo c'è tutta una storia. Concludo con 2 cose. La prima, ho scritto questo libro 4 anni fa, nel momento probabilmente più difficile della mia vita, dove sono stato buttato fuori dalla mia stessa impresa. Qualcuno dice esattamente come Steve Jobs. Sì, ma peccato che io non sono neanche 1 miliardesimo o 1 milionesimo di quello che ha creato lui, però in una concezione simile. Anche a me ha portato fortuna questo
Di nuovo, ho scritto il libro, ho finito di scriverlo, mi ero bloccato al mercoledì, non sapevo andare avanti, non sapevo. Se tu scrivi un libro devi avere un'ispirazione, perché devi poter trasmettere un messaggio agli altri. Se non sei ispirato tu, che messaggio puoi trasmettere? Nessuno. Però quel libro ebbe successo, grazie a Mondadori, grazie a tutti quelli che hanno creduto in me, grazie a Palermo, lo voglio ricordare a quelli che non c'erano ieri, perché alla prima tappa, quando Mondadori mi disse qual è la città con cui presenti il libro, dico no, sono 16 le città. Come 16? Sei un cantante? Sono 16. Da dove inizi? Palermo. Ma ci sarà qualcuno a Palermo? A Palermo vennero 250 persone, tra cui Davide e Giuseppe, che io non conoscevo, che però non riuscirono a entrare in sala, tante persone c'erano, ve lo possono dire. Quindi per me posso dirvi che la soddisfazione più grande non è stato solo vendere in Italia, che è difficile vendere, perché il 70% delle vendite la fanno le donne e soprattutto il 68% delle vendite lo fa il titolo. Va dove ti porta il cuore, la solitudine ai numeri primi. È per questo che lei mi disse 7 giorni per volare, una genialata, togli nei risultati, fidati di me. E io mi sono fidato di Elisabetta e lei aveva ragione. Il libro lo stanno leggendo tutti. E la cosa più bella è che l'anno scorso il libro è uscito in Latino America, quindi in Messico, in Perù, in Spagna, in Ecuador, in Argentina. E sapete, per uno che non pensava di fare grandi cose nella vita, vedere che il proprio messaggio sia presente in tanti paesi, tutto sommato, la lingua è solo una barriera nella nostra mente, è una delle cose più belle del mondo. Ma un'ulteriore cosa è il fatto che per un bambino che aveva il sogno di andare in America e per il fatto che gli americani ci hanno venduto di tutto, anche i loro sogni e i loro prodotti, siamo pieni dei loro prodotti, beh, con Lucrezia una delle grandi sfide che abbiamo sempre avuto è andare noi e portare la nostra Academy negli Stati Uniti. Il mio libro, e sono orgoglioso e anche emozionato di dirvelo, uscirà l'1 di novembre in tutti gli Stati Uniti e prevedono, perché gli americani prevedono tutto, che sarà best seller in quel settore dopo 3 settimane. Beh, visto che siamo abituati a comprarci tutto e gli americani a idolatrarli e renderli parte del nostro sogno, è una bella soddisfazione per un italiano come me, che rappresenta però la gente, un po' tutti quanti voi, ha un amore particolare per questa regione, per questa città, è una soddisfazione veramente enorme. Nel libro parlo di quelli che per me sono i più grandi leader che andrebbero valorizzati. E l'ho scritto 3 anni fa. Ne abbiamo una grande rappresentazione qua, sono le donne. Per quanto mi riguarda, non lo dico oggi, lo leggerete, le donne dovrebbero avere più potere, più posti a capo, a carico di grandi imprese, di grandi istituzioni e anche di grandi nazioni. Spero presto. Anche in America abbiamo un presidente donna e secondo me la Clinton l'unica cosa che ha sbagliato è stata quella di usare il cognome del marito. Se fosse andato col suo cognome Rodham, usando un po' di coraggio, sarebbe stata la prima presidente degli Stati Uniti. Concludo dicendovi, con una piccola storia. Ieri ho concluso una storia che è piaciuta molto. Milano Finanza mi dicono Giovanni uscirà Daniele Viganò è illuminato con la zanzara, fatevi raccontare la storia. Ve ne dico un'altra, perché il mio è un libro per far crescere il talento e tutto sommato io, quando l'ho riletto la seconda volta, mi sono detto con me stesso wow, ma l'ho scritto io sto libro, cioè non mi rendevo neanche conto. Il libro è un invito a far crescere il vostro talento, qualsiasi sia il suggerimento o l'idea. Centinaia di anni fa, in Thailandia, un gruppo di monaci all'interno della piazza principale aveva piazzato un Buddha gigantesco, alto 6 metri. Ed era un Buddha che non riuscivano neanche a spostare, tanto era pesante. Ma di colpo un giorno arrivarono le piogge torrenziali. Questo Buddha era da loro conosciuto come un Buddha d'argilla, totalmente d'argilla. Arrivarono le piogge torrenziali durarono prima giorni, poi settimane, poi addirittura fino a 2 mesi, finché tanta pioggia, sapete come si dice, me lo ricordava Lucrezia ieri, che una goccia d'acqua continua e costante sulla roccia alla fine
la spacca. Accade così anche per il Buddha d'argilla. Dopo 2 mesi di piogge torrenziali, di colpo, una notte, sciolse tutta l'argilla che aveva ricoperto questo Buddha, e i monaci, risvegliandosi all'alba, videro una luce immensa che splendeva da questo Buddha e si resero conto di una cosa: che avevano conservato per centinaia d'anni un Buddha pensando che fosse d'argilla. Invece il Buddha era solo coperto d'argilla, ma era un Buddha tutto d'oro, di un valore immenso, inestimabile. Beh, è una metafora che uso con il talento. Spesso pensiamo che noi siamo ricoperti d'argilla e che non abbiamo capacità, non abbiamo talento, non abbiamo forza, non abbiamo determinazione, ma forse ci vorrebbe anche per noi una pioggia torrenziale, perché ci togliesse questo a noi o alle persone per noi più care, per farci ricordare che ognuno di noi è uno straordinario talento. Grazie. Grazie Daniele per le parole appassionate, davvero, davvero, grazie. Torniamo alla nostra cassetta degli attrezzi, il talento, che deve essere anche, diciamo, sostenuto dai fondi europei, dalla spesa dei fondi europei. L'ultimo intervento appunto è quello di Fabio Saccuzzo, che è un esperto in programmazione e progettazione di fondi europei. Sì, grazie Fabio. Grazie a voi, grazie per queste chicche molto interessanti. Grazie per l'invito e grazie a Iocompro Siciliano per aver organizzato questo incontro, nel quale avrò il piacere di accennare soltanto, visto, diciamo, il tempo a disposizione per motivi tecnici, argomenti di rilevante importanza, che assumono ancora più rilevanza se consideriamo il periodo appena trascorso, che ha causato, come tutti noi sappiamo ovviamente, uno stallo oltre che sociale, ma soprattutto di natura finanziaria ed economica. Io mi presento, sono Fabio Saccuzzo, sono un dottore commercialista in Catania, sono titolare dello studio associato e porto il mio nome, insieme al cui presente avvocato Giuseppe Calabresi. Insieme ci occupiamo dell'area tematiche fiscali di LESV Consulting e siamo specializzati, come diceva prima il nostro moderatore, in attivazione di crediti d'imposta previsti da Stato e Governo in attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, MISE, all'interno del paradigma 4.0. Volevo appunto altresì ringraziare ancora Iocompro Siciliano, con il quale abbiamo creato un'intesa, una sinergia strategica tra le nostre realtà, perché noi crediamo che i servizi da loro offerti possono integrarsi in modo complementare, perché pensiamo appunto a Iocompro Siciliano come un collettore di business, un acceleratore di sviluppo che va al di là del concetto che noi conosciamo di marketplace, ma che sia un portatore di interessi, di valori, sia un ponte culturale che porta al di là dei nostri confini regionali il concetto di sicilianità, e portando appunto dei benefici per le imprese che ne fanno parte. Noi come LESV, come studio, abbiamo un obiettivo, una mission a beneficio di un interesse per aziende ed imprenditori che stanno reagendo da un impatto, da shock sistemico causato dal periodo che abbiamo appena attraversato e che purtroppo ancora stiamo attraversando. È chiaro che per reagire a questi periodi è bene creare dei processi virtuosi. Prima parlavo dell'intesa con Iocompro Siciliano, processi virtuosi come creazione di partnership, alleanze strategiche, programmazione a medio-lungo termine per recuperare l'efficienza perduta causata appunto da questa situazione. È bene considerare tutti gli attori economici, quali banche, intermediari finanziari, professionisti, che si stanno organizzando per offrire dei servizi non solo legati alla banca,
al credito, alla finanza, ma anche tutta una serie di attività di supporto collaterale che fungono da processo, da sviluppo di un processo evolutivo verso cui tutte le aziende italiane stanno convergendo su tanti temi di maggiore interesse, come diceva appunto prima Giuseppe, quali digitalizzazione, sostenibilità, solidità patrimoniale, rendendosi altresì disponibili a un supporto di filiere, al sostegno di ecosistemi di PMI che gravitano intorno a loro. Tutto questo in un contesto di responsabilità sociale per la crescita del Paese che trascende anche dal loro diretto successo economico. Ed è proprio in questo momento che noi riteniamo bisogna mettersi in discussione e mettere in discussione gli altri, creando dei processi virtuosi che possano definire nuovi standard di mercato. E in questo noi come LESV Consulting, come Io Compro Siciliano, ci interponiamo come partner per le aziende, come intermediari, e noi nello specifico, come diceva prima Giuseppe, portiamo avanti il concetto di risparmio fiscale. Risparmio fiscale in un contesto più ampio di pianificazione fiscale, tax planning, ritenendo che il tributario come quello italiano rappresenti uno strumento, una leva da poter azionare per ottimizzare appunto il rapporto tra fonti e impieghi. Ecco, io prima parlavo dell'attivazione di crediti d'imposta all'interno del paradigma 4.0. Faccio un breve sunto e poi, visto il tempo che abbiamo a disposizione, vi enucleo soltanto, diciamo, quelli che per noi risultano essere le misure da poter attivare, che possono essere più appetibili per imprese e imprenditori. Il piano Industria 4.0, piano nazionale Industria 4.0, nasce con l'allora governo Renzi, con il ministro Calenda nel 2017. Poi ha avuto un'evoluzione nel titolo in Impresa 4.0 per poi, nel periodo, nel range temporale 2017-2020, definirsi alla fine come Transizione 4.0. Però al di là dell'excursus di titoli che si è succeduto nel tempo, possiamo dire che fino adesso il concetto 4.0 è stato abbastanza deficitario per le imprese, perché dei 13 miliardi di euro a disposizione che il governo ha messo a favore delle imprese ne hanno potuto beneficiare soltanto il 5% delle aziende italiane. Il restante 95% è rimasto a guardare, non ha voluto o non ha potuto beneficiarne. E nello specifico i 2/3 di questi 13 miliardi, circa 8,7 miliardi, sono andate ad imprese, a circa 95 imprese che hanno investito in macchinari assolutamente costosi per un valore superiore a 10 milioni di euro, e il restante, circa 233 aziende, hanno investito in progetti di ricerca e sviluppo per valori superiori a 3 milioni di euro. Il restante 53, quindi il restante terzo di questo range considerato, circa 53.000 aziende, hanno utilizzato il concetto di iperammortamento o superammortamento. Questo chiaramente ha creato una sperequazione rispetto al restante milione di imprese che è rimasta a guardare. Adesso la misura Transizione 4.0, che prevede un gettito più basso rispetto a quello precedente, 7 miliardi contro 13 miliardi, si prevede possa essere esteso a un parterre di aziende che va dal 5% del vecchio sistema al 40% con il nuovo metodo. E questa differenza è data da 3 fattori sostanzialmente più importanti. Il primo è che al concetto di ammortamento è stato sostituito il concetto di credito d'imposta. Il secondo è che si può utilizzare il credito d'imposta a partire dall'1 gennaio 2021, anziché aspettare la presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quello del periodo di riferimento. E il terzo, ci può affrancare dall'acquisto di macchinari costosi
ancora prima di parlare di formazione 4.0 e di digitalizzazione. Per tutti questi motivi, diciamo, si prevede che la misura Transizione 4.0 possa far tornare a far pulsare il cuore delle aziende italiane a ritmi elevati. Noi come società e come studio abbiamo, come vi dicevo, individuato delle misure per noi ad hoc, dei sistemi che io definisco non automatici, perché tanti crediti d'imposta per fortuna sono automatici, nel senso che l'acquisto stesso o il possesso stesso di un bene ti fa scattare, determina l'utilizzo di un credito d'imposta. Quelli che per noi sono semi-automatici o non automatici sono in assoluto il credito d'imposta bonus ricerca e sviluppo, che purtroppo tante aziende italiane non sanno di poterne beneficiare perché fanno ricerca e sviluppo, ma in realtà non sanno di fare ricerca e sviluppo. Formazione 4.0, quindi l'indottrinamento del personale interno all'azienda anche tramite risorse di docenti e discenti che devono essere appunto il personale dell'azienda e docenti tra il personale dell'azienda che si istruiscono al fine della formazione per macchinari, l'utilizzo di macchinari 4.0 e il vecchio bonus sud, il vecchio CIM 17, che per noi è definito un credito d'imposta semi-automatico perché l'acquisto stesso di un bene permette, tramite una relazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo del credito d'imposta. Io affianco a queste tre misure, come studio e come LES Consulting, altre due misure assolutamente interessanti. Il bonus per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, che dà un beneficio di circa il 65% su tutti i costi intervenuti per la ristrutturazione di una struttura alberghiera, e in Sicilia il turismo sappiamo tutti quanto sia importante. E infine noi come LESV ci occupiamo anche di accompagnare le imprese alla quotazione nei mercati regolamentati attraverso il sistema AIM, mercato secondario di borsa, e il credito d'imposta per chi volesse affacciarsi a un mercato regolamentato, cioè una restituzione del 50% delle spese sostenute e affrontate per sostenere l'iter di quotazione nei mercati regolamentati. Prima si parlava di fondi europei, noi ci occupiamo come studio e come LESV dei finanziamenti agevolati, quindi finanza agevolata a sportello con Invitalia. Si parlava prima con il vicepresidente Arnau di Resto al Sud, Resto in Sicilia. È una misura assolutamente promettente e premiante per chi volesse fare impresa ed è la misura che in realtà è in assoluto premia con un fondo perduto del 50%. Oltre nuove imprese e cultura crea. Io concludo dicendo, prima Giuseppe parlava di internazionalizzazione, in realtà il fondo Simest ha istituito un finanziamento agevolato di circa il 25% a fondo perduto a favore delle imprese che vogliono scommettersi nei mercati esteri. La procedura parte da ottobre 2021 e si conclude a fine 2021. Dunque questa è un'altra misura messa a disposizione dal Governo e dallo Stato per favorire un processo evolutivo delle aziende in ogni settore. Grazie. Grazie anche per aver compiuto questo excursus molto rapido su tutte le misure disponibili e le opportunità disponibili per le aziende. Io ringrazio quelli che hanno avuto la pazienza di seguire fino a qui il panel, quanti sono intervenuti sui social network. E prima di chiudere do la parola appunto a Davide Morici per delle conclusioni della giornata intensa e per ricordare i prossimi appuntamenti con Io Compro Siciliano. Grazie. Intanto grazie, volevo ringraziare innanzitutto, all'inizio non l'ho detto, chi sta sostenendo questa manifestazione di 2 giorni, che in verità poi sono 4 giorni, ma sono 2 quelli dedicati ai convegni. Ieri abbiamo avuto i 2 convegni sulla cultura, sul sociale, oggi impresa, più tardi alle 15:30 quello sul turismo, sarà l'ultimo. Ieri sera abbiamo avuto l'esibizione degli artigiani della cultura che hanno realizzato le loro opere.
stasera avremo invece il format Sicily On Air. Vi invito, sono delle attività previa registrazione assolutamente da poter seguire. Ringrazio tutti gli intervenuti oggi, sono stati assolutamente proficui, sono stati sempre nell'ottica della comunità, nell'ottica dei servizi, e anche per dare un'idea su quello che noi di Io Compro Siciliano stiamo portando avanti, nell'inserire competenze, altissime competenze, puntare alla qualità affinché tutto poi quello che si costruisce si mantenga, perché spesso si costruisce ma poi subito svanisce. Allora vogliamo creare continuità, mantenere costante quello che è il prodotto da tutti i punti di vista, proprio per questo creiamo queste connessioni, questo networking. Ormai non si dice più sinergia, vi sappiamo, ormai è superato. No, Alberto si arrabbia. Assolutamente. Quindi vi invito stasera a venire, se volete ora ci sarà pure possibilità di prendere un caffè e anche qualcos'altro. Grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.